C'è una donna nella nostra storia, il cui nome da sola basta evocare orgoglio, resistenza e un segno di libertà mai del tutto spento. Una donna che nel Medioevo, quando le donne non contavano nulla, governò un intero regno, combatté contro gli invasori aragonesi, unì quasi tutta l'isola sotto un'unica bandiera e scrisse un codice di leggi così avanzato, così moderno, così rivoluzionario che rimase in vigore per 435 anni. Il suo nome? Eleonora d'Arborea, la giudicessa, la regina guerriera, la legislatrice illuminata, la donna che fece tremare l'Aragona e che ancora oggi, nel 2026, è il simbolo vivente dell'orgoglio sardo. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se anche tu sei orgoglioso di essere sardo e vuoi conoscere la storia della nostra regina più grande, lascia un like e iscriviti al canale. Questa è una storia che merita di essere raccontata. Per capire chi era Eleonora dobbiamo tornare indietro. Siamo nel 1300. La Sardegna non era un'isola unita, era divisa in 4 stati autonomi, 4 piccoli regni chiamati giudicati. Torres a nord, Gallura a nord-est, Cagliari a sud e Arborea al centro-ovest. 4 entità indipendenti, ognuna con le proprie leggi, il proprio governo, la propria identità. Erano veri e propri stati sovrani. I giudici, così si chiamavano i sovrani sardi, governavano con l'aiuto della corona dei Logu, un'assemblea dei notabili. Una forma di governo avanzatissimo per l'epoca, una sorta di democrazia rappresentativa ante litteram. Ma nel 1297 accade qualcosa che avrebbe cambiato per sempre il destino della Sardegna. Il Papa Bonifacio VIII decise di regalare, sì, hai capito bene, regalare la Sardegna e la Corsica al re d'Aragona Giacomo II come feudo, senza considerare minimamente che quell'isola aveva già 4 stati sovrani con secoli di storia alle spalle. E così inizia l'invasione aragonese. Dal 1323 al 1326 gli spagnoli conquistano militarmente l'isola. Uno dopo l'altro i giudicati cadono. Torres, Gallura, Cagliari, tutti conquistati dagli spagnoli, tutti tranne uno, l'Arborea, l'ultimo bastione della libertà sarda. Ed è qui che entra in scena lei, Eleonora. Eleonora nasce nel 1347 a Molins de Rei, in Catalogna. Esatto, non in Sardegna. La più grande eroina sarda nasce in Spagna, ma la sua famiglia era sarda fino al midollo. Suo padre era Mariano IV d'Arborea, uno dei giudici più potenti e astuti che l'Arborea avesse mai avuto. Un uomo che aveva un sogno, riunire tutta la Sardegna sotto la corona arborense, cacciare gli aragonesi e riportare l'isola sotto il controllo dei sardi. La madre era Timbora di Rocaberti, una nobildonna catalana. Aveva 2 fratelli, Ugone e Beatrice. Quando Eleonora è ancora bambina, la famiglia torna in Sardegna. Cresce a Oristano, nella corte giudicale, in un ambiente colto, raffinato, europeo. Riceve un'educazione straordinaria per una donna dell'epoca. Studia, impara le arti della guerra, della diplomazia, della politica. Suo padre Mariano IV regna dal 1347 al 1376, per 30 anni. Sono decenni di guerra, conquiste, espansione. Mariano è un guerriero, un politico, un visionario, e Eleonora osserva, impara, assorbe ogni sua mossa. Non è solo la guerra che caratterizza questi anni. Nel 1348 arriva la peste bubbonica, la morte nera. L'epidemia colpisce duramente la Sardegna. Le città portuali sono le più colpite. In un solo anno muoiono 6 vescovi, capitani, notai, cancellieri, funzionari, tutti decimati. L'apparato amministrativo crolla. A Cagliari non si estrae più il sale, a Villa di Chiesa non si vendemmia né si raccolgono le olive. La fame si aggiunge alla pestilenza. Durante l'epidemia la famiglia giudicale si rifugia lontano da Oristano. È in questo contesto che una giovanissima Eleonora, all'età di 3 anni, dimostra già una precoce consapevolezza dei suoi diritti di successione. Nel 1376, quando Eleonora ha circa 29 anni, sposa Brancaleone Doria. Non è un matrimonio qualunque. I Doria erano una delle famiglie più potenti del Mediterraneo, controllavano gran parte della Sardegna nord-occidentale, Castelsardo, Monteleone, Casteldoria. Questo matrimonio è un colpo da maestro politico, unisce 2 delle più grandi potenze sarde contro l'invasore aragonese. Eleonora si trasferisce a Castel Genovese, l'attuale Castelsardo, e lì nascono i suoi 2 figli, Federico e Mariano. Una vita apparentemente tranquilla da nobildonna, ma il destino aveva altri piani per lei. Se questa storia ti sta coinvolgendo, lascia un like e iscriviti ora.
Raccontare Eleonora significa tenere viva la memoria della Sardegna. 1376 muore Mariano IV, il padre di Eleonora. Il trono passa a suo fratello Ugone III, ma Ugone non è suo padre. È un tiranno, violento, crudele, dispotico. Governa con il terrore, il popolo lo odia, i nobili lo temono. E nel marzo del 1383 accade l'inevitabile. Ugone III viene assassinato insieme a sua figlia Benedetta in una congiura. Le cause e i mandanti rimangono incerti. Lo storico Zurita suggerisce una vendetta per la crudeltà dello stesso Ugone. La ricerca biografica moderna non esclude l'ipotesi di un coinvolgimento di Eleonora stessa, dato che lei fu la principale beneficiaria dell'evento. Caos totale. Il giudicato della Borea rischia di crollare. Chi succederà al trono? Chi governerà? Diverse fazioni prendono il controllo. Alcuni vogliono istituire un libero comune, altri cercano la protezione di Genova. Ed è qui che Eleonora dimostra di che pasta è fatta. Ha 36 anni, è una donna in un mondo di uomini, è sposata con Brancaleone, ma lui si trova lontano per questioni diplomatiche. Non ha eserciti, non ha alleati immediati, eppure con una mossa audace, clamorosa, rivoluzionaria, Eleonora si autoproclama giudicessa della Borea. Si basa su un antico diritto sardo, quasi dimenticato, secondo cui le donne potevano succedere al trono del padre o del fratello in assenza di eredi maschi adulti. Nomina se stessa reggente per il figlio minorenne Federico e lo fa eleggere giudice della corona di Lugo. È una mossa geniale, è una mossa rischiosa, è una mossa che cambierà la storia. Il popolo l'acclama. Durante l'arresto di un traditore, la folla grida «Viva Donna Eleonora, Messer Branca e suo figlio, e muoia chi vuole la guerra». Il popolo era con lei, l'amavano, la rispettavano, perché Eleonora non era una nobile distaccata, era una di loro. Con abilità politica e militare, nel giro di pochi mesi Eleonora riuscì a ristabilire l'ordine, assicurandosi la fedeltà di tutti i territori che erano appartenuti al fratello ed entrando trionfalmente a Oristano. Ma il re d'Aragona Pietro IV non la prende bene. Una donna che si dichiara sovrana? Inaccettabile, un'offesa per lui. E cosa fa? Nel 1384 prende in ostaggio Brancaleone, il marito di Eleonora, quando questi si trova a Barcellona per questioni diplomatiche. Lo rinchiude nel castello di Castro a Cagliari e manda un messaggio chiarissimo a Eleonora. Arrenditi o tuo marito muore. Consegnami tuo figlio come ostaggio o non rivedrai mai più Brancaleone. Ma Eleonora? Eleonora non cede. Non piega la testa, respinge la proposta e dichiara guerra. Sceglie lo Stato al posto del cuore. È la parte più cruda della sua storia, la più difficile, la più umana. Dal 1383 al 1404 è guerra. Eleonora governa il giudicato della Borea in guerra permanente, spesso silenziosa, contro l'Aragona. Non è una guerra di battaglie clamorose, ma anche se alcune avvengono. È una guerra di diplomazia, di tenute strategiche, di resistenza nei castelli. Eleonora guida le operazioni militari, conquista castelli, assedia città, espande i confini della Borea e riesce nell'impossibile. Riunisce sotto il suo comando quasi tutta la Sardegna. Il sogno di suo padre sta per realizzarsi. L'isola, per la prima volta nella sua storia, è quasi tutta unita sotto un'unica bandiera sarda, l'albero del radicato, simbolo della Borea. Gli aragonesi tremano, il re Pietro IV non sa più cosa fare. Questa donna, questa giudicessa, sta vincendo. La sua strategia non è solo militare, è psicologica. Dimostrare che la Sardegna può essere una nazione unita, non una colonia. Nel 1387 muore il figlio di Eleonora, il giudice Federico. Un dolore immenso. Ma Eleonora non si ferma. Nomina giudice il figlio più piccolo, Mariano V, e continua la reggenza. Nel gennaio 1388 viene firmata la pace tra la Borea e l'Aragona. È una pace gloriosa per Eleonora. Mantiene quasi tutti i territori conquistati, ottiene concessioni politiche ed economiche e finalmente nel 1390 il marito Brancaleone viene liberato dopo 7 anni di prigionia. 7 anni. Eleonora ha tenuto duro 7 anni, governando da sola, combattendo da sola, resistendo da sola. E quando Brancaleone torna, Eleonora si ritira parzialmente dalla politica attiva. Lascia che il marito e il figlio gestiscano le questioni militari, perché lei ha un altro progetto in mente, un progetto che la renderà immortale. Tra il 1389 e il 1392, anche se la tradizione dice il 14 aprile 1392, giorno di Pasqua,
Eleonora promulga la Carta dei Logu. E qui comincia la leggenda. La Carta dei Logu non è solo un codice di leggi, è un monumento, è un'opera d'arte giuridica. È la testimonianza che la Sardegna nel 1392 era più avanti di tutta l'Europa. Eleonora parte dal codice scritto da suo padre Mariano IV, lo aggiorna, lo amplia, lo perfeziona. Alla fine il risultato sono 198 capitoli che regolano ogni aspetto della vita civile, penale, rurale, economica del regno. Ma la cosa rivoluzionaria è questa. La Carta dei Logu è scritta in lingua sarda lugudorese, non in latino, non in catalano, non in aragonese, in sardo. Perché? Perché Eleonora voleva che tutti potessero capirla. I contadini, i pastori, i mercanti, gli artigiani. La legge doveva essere accessibile a tutti, non solo ai nobili che sapevano leggere il latino. È il concetto dello Stato di diritto applicato nel 1392, 5 secoli prima delle Costituzioni moderne. E i contenuti? Ascolta bene. La Carta stabilisce l'uguaglianza di fronte alla legge. L'articolo 52 dichiara che l'omicidio di un contadino vale lo stesso risarcimento dell'omicidio di un nobile, 500 lire. Nel Medioevo, quando il sangue blu valeva letteralmente di più, questa è un'eresia. Una dichiarazione che la vita ha valore universale. La Carta tutela le donne con pene severe contro lo stupro. L'articolo prevede che se la vittima accetta di sposare l'aggressore, pratica comune all'epoca per riparare, l'aggressore deve comunque dotarla di una somma ingente. Eleonora garantisce che la donna non sia merce, ma persona giuridica. Prevede il divorzio in caso di violenza domestica, garantisce diritti di eredità, anche se limitati rispetto agli uomini. Protegge le vedove da sfruttamento. Per il 1392, in un'epoca in cui le donne erano fondamentalmente proprietà di padri o mariti, queste norme sono inimmaginabili. 4 delle 10 sezioni della Carta sono dedicate alla protezione delle attività agricole, considerate il fondamento dell'economia arborense. Viene prescritta la recinzione obbligatoria dei campi, vigne e orti confossati, siepi o muri a secco. Gli incendi dolosi sono considerati tra i crimini più gravi. Viene regolamentata la bruciatura delle stoppie per prevenire disastri. La Carta vieta il taglio indiscriminato di alberi da frutto, regola la transumanza, protegge i boschi. È una coscienza ecologica organizzata nel diritto, 600 anni prima della dichiarazione di Rio sull'ambiente. La Carta introduce l'obbligo che i contratti siano redditizi per iscritto e sigillati, riducendo frodi e controversie verbali. È la fondazione della certezza del diritto, della tracciabilità documentale. Riduce l'uso di ordalie, prove divine e duelli giudiziari, richiedendo prove documentali e testimonianze. È il seme della procedura moderna, fondata su ragione invece che sul soprannaturale. Articoli specifici proteggono i poveri e i deboli, vietando ai signori di sfruttarli, stabilendo che chi distrugge i campi di un contadino paghi il doppio del danno. È protezione del ceto inferiore, inaudita nel contesto feudale. E la cosa ancora più straordinaria? Nel 1421, quando la Borea cade definitivamente sotto il dominio aragonese, il re Alfonso il Magnanimo, nemico giurato di Eleonora, conferma la Carta dei Logu e la estende a tutta la Sardegna. Anche i nemici riconoscono la grandezza di quest'opera. E la Carta rimane in vigore durante tutto il periodo spagnolo, poi durante quello sabaudo, fino al 16 aprile 1827, quando viene sostituita dal Codice Feliciano di Carlo Felice di Savoia. 435 anni. Un codice scritto da una donna nel 1392 ha governato la Sardegna per 435 anni. Nel 2007 l'UNESCO la iscrive nel registro Memory of the World, riconoscendone il valore universale come documento fondamentale per la storia dei diritti umani. Ma come tutte le grandi storie, anche quella di Eleonora ha una fine. Nel 1392 la pace con l'Aragona si rompe di nuovo. Eleonora e Brancaleone vengono condannati a morte come ribelli e spergiuri. È di nuovo guerra. Eleonora continua a governare dal palazzo giudicario di Stano, sovrintendendo all'amministrazione del giudicato. Ma il destino è crudele. Una lettera del re Martino d'Aragona, datata 17 novembre 1402, indica che a quella data Brancaleone Doria e il figlio Mariano erano soli al comando della Borea. È altamente probabile che Eleonora sia morta a causa di una nuova ondata di peste, che colpì la Sardegna nel 1401-1402. Non sappiamo dove morì, non sappiamo dove fu sepolta. Il luogo della sua morte è un mistero che la storia non ha mai risolto. Recentemente è emersa l'ipotesi che i resti di Eleonora giacciono nella cattedrale di Oristano, nella cappella del Battistero, un tempio dedicato a San Bartolomeo.
Gli studiosi dell'Istar rilevano che in quest'area, nel 1572, sorgeva un altare dedicato a San Bartolomeo, concepito per ospitare i funerali della dinastia Bas Serra. In base agli studi archivistici e agli stemmi ritrovati, sostengono che è assai probabile che lì sia stata sepolta anche Eleonora, proprio accanto ai suoi avi. Ma il fatto che non si sappia dove riposino i suoi resti, in un certo senso, la rende ancora più leggendaria. Eleonora non è morta, è diventata mito, è diventata simbolo, è diventata immortale. Dopo la sua morte il giudicato da Borea resiste ancora qualche anno, ma senza la sua guida, senza la sua forza, senza la sua visione, crolla. Nel 1409, nella battaglia di San Luri, l'ultimo esercito alborense viene sconfitto dagli aragonesi. È la fine. L'ultimo stato sardo indipendente cessa di esistere. La Sardegna passa definitivamente sotto il controllo straniero e ci resterà per secoli. Ma Eleonora? Eleonora non muore mai veramente. Oggi, nel 2026, Eleonora è ancora viva in Sardegna. La sua statua domina Piazza Eleonora a Oristano dal 1881, realizzata dallo scultore fiorentino Ulisse Cambi. È stata la prima statua dedicata a una donna in Italia. Prima. Nel 1881 dedicare una statua a una donna era rivoluzionario, ma per i sardi non era strano. Eleonora era ed è la nostra regina. Nel 1981 lo storico Francesco Cesare Casula ha identificato un altorilievo nella chiesa di San Gavino a Moreale che ritrae Eleonora, suo padre Mariano IV, suo fratello Ugone III e suo marito Brancaleone Doria. Questa scultura, sebbene stilizzata secondo i canoni dell'epoca, offre per la prima volta un volto alla giudicessa. A Oristano, durante la Sartiglia, il famoso carnevale equestre, ogni anno una giovane amazzone veste i panni di Eleonora da Borea, continuando una tradizione che lega il presente al passato glorioso. Vie, scuole, licei portano il suo nome. A Cagliari c'è il liceo classico Eleonora da Borea. Ad Alghero c'è via Eleonora da Borea. In tutta la Sardegna il suo nome risuona. È il simbolo dell'identità sarda, è il simbolo della resistenza, è il simbolo di ciò che i sardi furono e in fondo ancora sono. Un popolo fiero, autonomo, che non si piega. Per i movimenti indipendentisti sardi, Eleonora rappresenta l'ultimo momento in cui la Sardegna fu padrona del proprio destino. L'ultimo momento in cui un governo sardo, con leggi sarde in lingua sarda, governò l'isola. Ma al di là della politica, al di là delle ideologie, Eleonora resta un esempio universale. Una donna che in un'epoca in cui le donne non contavano nulla, governò un regno per 21 anni, combatté guerre, scrisse leggi che durarono 435 anni. Nel 2019 Bianca Pizzorno ha pubblicato una biografia completa di Eleonora, portandola al pubblico moderno. Nel 2024 Donatella Paul Lewis ha pubblicato Eleonora da Borea, regina guerriera, giurista illuminata e donna. C'è un dettaglio affascinante. Esiste un rapace, il falco Eleonorae, specie mediterranea rara e nobile, che prende il nome direttamente da Eleonora da Borea. Secondo la tradizione, la giudicessa aveva promulgato una norma nella Carta dei Logu per proteggere questo falco dal bracconaggio. È metafora perfetta. Mentre il nome di molte donne medievali svanisce, il nome di Eleonora vola nei cieli europei. Ora, è giusto anche dire questo. Non tutti gli storici concordano sulla figura eroica di Eleonora. Anzi, alcuni studiosi sostengono che Eleonora sia stata una governante rispettabile ma non eccezionale, che la sua fama sia esagerata, che non abbia mai combattuto personalmente in battaglia come Giovanna d'Arco, che la Carta dei Logu fosse in gran parte già esistente, scritta dal padre Mariano IV. Ed è vero, Eleonora ha revisionato e aggiornato il codice paterno, ampliandolo da una base esistente fino a 198 articoli finali. Ed è probabile che a 40 anni non guidasse personalmente le cariche di cavalleria. Ma sai cosa? Questo non toglie nulla alla sua grandezza, perché governare un regno in guerra per 21 anni, resistere al ricatto del re Dragona per 7 anni mentre il marito era prigioniero, unire quasi tutta la Sardegna, promulgare un codice di leggi che durò 435 anni, tutto questo resta straordinario. Carlo Cattaneo la celebrò come la figura più splendida di donna che abbiano le storie italiane, un complimento che testimonia quanto fosse eccezionale per la sua epoca. La verità è che Eleonora è diventata mito perché i sardi avevano bisogno di un mito. Avevano bisogno di un simbolo di libertà, di autonomia, di identità. E se anche la storia reale fosse meno epica della leggenda, cosa peraltro tutta da dimostrare, Eleonora resta l'unica figura del passato sardo che ha superato i confini dell'isola ed è diventata simbolo di un sogno, un'isola unita sotto un'unica dinastia locale, libera da tributi e sfruttamento di sovrani stranieri. Eleonora incarnò proprio questo sogno di indipendenza sarda
E questo vale più di 1000 battaglie. Eccoci alla fine di questo viaggio nella vita di Eleonora da Borea, la donna che avrebbe potuto cambiare per sempre il destino della Sardegna. Se questo video ti ha emozionato o almeno interessato, lascia un like per onorare la memoria della nostra regina. Iscriviti al canale per scoprire altre storie dei grandi sardi che hanno fatto la storia. Condividi questo video. Tutti i sardi dovrebbero conoscere questa storia. E ora dimmi, conoscevi già la storia di Eleonora da Borea? Cosa ti ha colpito di più della sua vita? Pensi che meriti di essere considerata un'eroina nazionale o la sua figura è stata mitizzata troppo? Sei mai stato alla Sartiglia di Oristano a vedere la rappresentazione della giudicessa? Scrivi nei commenti, voglio sapere cosa ne pensi. Grazie di cuore per aver seguito questo video fino alla fine. So che è stato lungo, ma la storia di Eleonora meritava di essere raccontata. Perché Eleonora non è solo storia, è identità, è orgoglio. È la dimostrazione che i sardi, quando vogliono, quando si uniscono, quando credono in qualcosa, possono fare cose straordinarie. E questa è una lezione che vale anche oggi, nel 2026. Continua a seguire l'Isola in Forma per altre grandi storie di sardi che hanno cambiato la storia. Un abbraccio forte a te e stammi bene. Ciao. C'è una donna nella nostra storia, il cui nome da sola basta evocare orgoglio, resistenza e un segno di libertà mai del tutto spento. Una donna che nel Medioevo, quando le donne non contavano nulla, governò un intero regno, combatté contro gli invasori aragonesi, unì quasi tutta l'isola sotto un'unica bandiera e scrisse un codice di leggi così avanzato, così moderno, così rivoluzionario che rimase in vigore per 435 anni. Il suo nome? Eleonora da Borea, la giudicessa, la regina guerriera, la legislatrice illuminata, la donna che fece tremare l'Aragona e che ancora oggi, nel 2026, è il simbolo vivente dell'orgoglio sardo. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se anche tu sei orgoglioso di essere sardo e vuoi conoscere la storia della nostra regina più grande, lascia un like e iscriviti al canale. Questa è una storia che merita di essere raccontata. Per capire chi era Eleonora dobbiamo tornare indietro. Siamo nel 1300. La Sardegna non era un'isola unita, era divisa in 4 stati autonomi, 4 piccoli regni chiamati giudicati. Torres a nord, Gallura a nord-est, Cagliari a sud e Arborea al centro-ovest. 4 entità indipendenti, ognuna con le proprie leggi, il proprio governo, la propria identità. Erano veri e propri stati sovrani. I giudici, così si chiamavano i sovrani sardi, governavano con l'aiuto della corona dei Logu, un'assemblea di notabili. Una forma di governo avanzatissimo per l'epoca, una sorta di democrazia rappresentativa ante litteram. Ma nel 1297 accade qualcosa che avrebbe cambiato per sempre il destino della Sardegna. Il Papa Bonifacio VIII decise di regalare, sì, hai capito bene, regalare la Sardegna e la Corsica al re d'Aragona Giacomo II come feudo, senza considerare minimamente che quell'isola aveva già 4 stati sovrani con secoli di storia alle spalle. E così inizia l'invasione aragonese. Dal 1323 al 1326 gli spagnoli conquistano militarmente l'isola. Uno dopo l'altro i giudicati cadono. Torres, Gallura, Cagliari, tutti conquistati dagli spagnoli, tutti tranne uno, l'Arborea, l'ultimo bastione della libertà sarda. Ed è qui che entra in scena lei, Eleonora. Eleonora nasce nel 1347 a Molins de Rei, in Catalogna. Esatto, non in Sardegna. La più grande eroina sarda nasce in Spagna, ma la sua famiglia era sarda fino al midollo. Suo padre era Mariano IV d'Arborea, uno dei giudici più potenti e astuti che la Borea avesse mai avuto. Un uomo che aveva un sogno, riunire tutta la Sardegna sotto la corona arborense, cacciare gli aragonesi e riportare l'isola sotto il controllo dei sardi. La madre era Timbora di Rocaberti, una nobildonna catalana. Aveva 2 fratelli, Ugone e Beatrice. Quando Eleonora è ancora bambina, la famiglia torna in Sardegna. Cresce a Oristano, nella corte giudicale, in un ambiente colto, raffinato, europeo. Riceve un'educazione straordinaria per una donna dell'epoca. Studia, impara le arti della guerra, della diplomazia, della politica. Suo padre Mariano IV regna dal 1347 al 1376, per 30 anni. Sono decenni di guerre, conquiste, espansione. Mariano è un guerriero, un politico, un visionario, e Eleonora osserva, impara, assorbe ogni sua mossa. Non è solo la guerra che caratterizza questi anni.
Nel 1348 arriva la peste bubbonica, la morte nera. L'epidemia colpisce duramente la Sardegna. Le città portuali sono le più colpite. In un solo anno muoiono 6 vescovi, capitani, notai, cancellieri, funzionari, tutti decimati. L'apparato amministrativo crolla. A Cagliari non si estrae più il sale, a Villa di Chiesa non si vendemmia né si raccolgono le olive. La fame si aggiunge alla pestilenza. Durante l'epidemia la famiglia giudicale si rifugia lontano da Oristano. È in questo contesto che una giovanissima Eleonora, all'età di 3 anni, dimostra già una precoce consapevolezza dei suoi diritti di successione. Nel 1376, quando Eleonora ha circa 29 anni, sposa Brancaleone Doria. Non è un matrimonio qualunque. I Doria erano una delle famiglie più potenti del Mediterraneo, controllavano gran parte della Sardegna nord-occidentale, Castelsardo, Monteleone, Casteldoria. Questo matrimonio è un colpo maestro politico. Unisce 2 delle più grandi potenze sarde contro l'invasore aragonese. Eleonora si trasferisce a Castelgenovese, l'attuale Castelsardo, e lì nascono i suoi 2 figli, Federico e Mariano. Una vita apparentemente tranquilla da nobildonna, ma il destino aveva altri piani per lei. Se questa storia ti sta coinvolgendo, lascia un like e iscriviti ora. Raccontare Eleonora significa tenere viva la memoria della Sardegna. 1376 muore Mariano IV, il padre di Eleonora. Il trono passa a suo fratello Ugone III, ma Ugone non è suo padre. È un tiranno, violento, crudele, dispotico. Governa con il terrore. Il popolo lo odia, i nobili lo temono. E nel marzo del 1383 accade l'inevitabile. Ugone III viene assassinato insieme a sua figlia Benedetta in una congiura. Le cause e i mandanti rimangono incerti. Lo storico Zurita suggerisce una vendetta per la crudeltà dello stesso Ugone. La ricerca biografica moderna non esclude l'ipotesi di un coinvolgimento di Eleonora stessa, dato che lei fu la principale beneficiaria dell'evento. Caos totale. Il giudicato della Borea rischia di crollare. Chi succederà al trono? Chi governerà? Diverse fazioni prendono il controllo. Alcuni vogliono istituire un libero comune, altri cercano la protezione di Genova. Ed è qui che Eleonora dimostra di che pasta è fatta. Ha 36 anni, è una donna in un mondo di uomini, è sposata con Brancaleone, ma lui si trova lontano per questioni diplomatiche. Non ha eserciti, non ha alleati immediati, eppure con una mossa audace, clamorosa, rivoluzionaria, Eleonora si autoproclama giudicessa arborea. Si basa su un antico diritto sardo, quasi dimenticato, secondo cui le donne potevano succedere al trono del padre o del fratello in assenza di eredi maschi adulti. Nomina se stessa reggente per il figlio minorenne Federico e lo fa eleggere giudice della corona del Lugu. È una mossa geniale, è una mossa rischiosa, è una mossa che cambierà la storia. Il popolo l'acclama. Durante l'arresto di un traditore, la folla grida: «Viva donna Eleonora, Messer Branca e suo figlio, e muoia chi vuole la guerra». Il popolo era con lei, l'amavano, la rispettavano, perché Eleonora non era una nobile distaccata, era una di loro. Con abilità politica e militare, nel giro di pochi mesi Eleonora riuscì a ristabilire l'ordine, assicurandosi la fedeltà di tutti i territori che erano appartenuti al fratello ed entrando trionfalmente a Oristano. Ma il re d'Aragona Pietro IV non la prende bene. Una donna che si dichiara sovrana? Inaccettabile, un'offesa per lui. E cosa fa? Nel 1384 prende in ostaggio Brancaleone, il marito di Eleonora, quando questi si trova a Barcellona per questioni diplomatiche. Lo rinchiude nel castello di Castro a Cagliari e manda un messaggio chiarissimo a Eleonora: arrenditi o tuo marito muore. Consegnami tuo figlio come ostaggio o non rivedrai mai più Brancaleone. Ma Eleonora non cede. Non piega la testa, respinge la proposta e dichiara guerra. Sceglie lo Stato al posto del cuore. È la parte più cruda della sua storia, la più difficile, la più umana. Dal 1383 al 1404 è guerra. Eleonora governa il giudicato di Arborea in guerra permanente, spesso silenziosa, contro l'Aragona. Non è una guerra di battaglie clamorose, ma anche se alcune avvengono. È una guerra di diplomazia, di tenute strategiche, di resistenza nei castelli. Eleonora guida le operazioni militari, conquista castelli, assedia città, espande i confini dell'Arborea. E riesce nell'impossibile. Riunisce sotto il suo comando quasi tutta la Sardegna. Il sogno di suo padre sta per realizzarsi. L'isola, per la prima volta nella sua storia, è quasi tutta unita sotto un'unica bandiera sarda,
l'albero del radicato, simbolo dell'arborea. Gli aragonesi tremano, il re Pietro IV non sa più cosa fare. Questa donna, questa giudicessa, sta vincendo. La sua strategia non è solo militare, è psicologica. Dimostrare che la Sardegna può essere una nazione unita, non una colonia. Nel 1387 muore il figlio di Eleonora, il giudice Federico. Un dolore immenso. Ma Eleonora non si ferma. Nomina giudice il figlio più piccolo, Mariano V, e continua la reggenza. Nel gennaio 1388 viene firmata la pace tra la Borea e l'Aragona. È una pace gloriosa per Eleonora. Mantiene quasi tutti i territori conquistati. Ottiene concessioni politiche ed economiche e finalmente nel 1390 il marito Brancaleone viene liberato dopo 7 anni di prigionia. 7 anni. Eleonora ha tenuto duro 7 anni, governando da sola, combattendo da sola, resistendo da sola. E quando Brancaleone torna, Eleonora si ritira parzialmente dalla politica attiva. Lascia che il marito e il figlio gestiscano le questioni militari, perché lei ha un altro progetto in mente. Un progetto che la renderà immortale. Tra il 1389 e il 1392, anche se la tradizione dice il 14 aprile 1392, giorno di Pasqua, Eleonora promulga la Carta dei Logu. E qui comincia la leggenda. La Carta dei Logu non è solo un codice di leggi, è un monumento, è un'opera d'arte giuridica. È la testimonianza che la Sardegna nel 1392 era più avanti di tutta l'Europa. Eleonora parte dal codice scritto da suo padre Mariano IV, lo aggiorna, lo amplia, lo perfeziona. Alla fine il risultato sono 198 capitoli che regolano ogni aspetto della vita civile, penale, rurale, economica del regno. Ma la cosa rivoluzionaria è questa. La Carta dei Logu è scritta in lingua sarda lugudorese, non in latino, non in catalano, non in aragonese, in sardo. Perché? Perché Eleonora voleva che tutti potessero capirla. I contadini, i pastori, i mercanti, gli artigiani. La legge doveva essere accessibile a tutti, non solo ai nobili che sapevano leggere il latino. È il concetto dello Stato di diritto applicato nel 1392, 5 secoli prima delle Costituzioni moderne. E i contenuti? Ascolta bene. La Carta stabilisce l'uguaglianza di fronte alla legge. L'articolo 52 dichiara che l'omicidio di un contadino vale lo stesso risarcimento dell'omicidio di un nobile, 500 lire. Nel Medioevo, quando il sangue blu valeva letteralmente di più, questa è un'eresia. Una dichiarazione che la vita ha valore universale. La Carta tutela le donne con pene severe contro lo stupro. L'articolo prevede che se la vittima accetta di sposare l'aggressore, pratica comune all'epoca per riparare, l'aggressore deve comunque dotarla di una somma ingente. Eleonora garantisce che la donna non sia merce, ma persona giuridica. Prevede il divorzio in caso di violenza domestica, garantisce diritti di eredità, anche se limitati rispetto agli uomini. Protegge le vedove da sfruttamento. Per il 1392, in un'epoca in cui le donne erano fondamentalmente proprietà di padri o mariti, queste norme sono inimmaginabili. 4 delle 10 sezioni della Carta sono dedicate alla protezione delle attività agricole, considerate il fondamento dell'economia arborense. Viene prescritta la recinzione obbligatoria dei campi, vigne e orti confossati, siepi o muri a secco. Gli incendi dolosi sono considerati tra i crimini più gravi. Viene regolamentata la bruciatura delle stoppie per prevenire disastri. La Carta vieta il taglio indiscriminato di alberi da frutto, regola la transumanza, protegge i boschi. È una coscienza ecologica organizzata nel diritto, 600 anni prima della dichiarazione di Rio sull'ambiente. La Carta introduce l'obbligo che i contratti siano redditizi per iscritto e sigillati, riducendo frodi e controversie verbali. È la fondazione della certezza del diritto, della tracciabilità documentale. Riduce l'uso di ordalie, prove divine e duelli giudiziari, richiedendo prove documentali e testimonianze. È il seme della procedura moderna, fondata su ragione invece che sul soprannaturale. Articoli specifici proteggono i poveri e i deboli, vietando ai signori di sfruttarli, stabilendo che chi distrugge i campi di un contadino paghi il doppio del danno. È protezione del ceto inferiore, inaudita nel contesto feudale. E la cosa ancora più straordinaria? Nel 1421, quando la Borea cade definitivamente sotto il dominio aragonese, il re Alfonso il Magnanimo, nemico giurato di Eleonora, conferma la Carta dei Logu e la estende a tutta la Sardegna. Anche i nemici riconoscono la grandezza di quest'opera. E la Carta rimane in vigore durante tutto il periodo spagnolo, poi durante quello sabaudo,
fino al 16 aprile 1827, quando viene sostituita dal codice feliciano di Carlo Felice di Savoia. 435 anni, un codice scritto da una donna nel 1392, ha governato la Sardegna per 435 anni. Nel 2007 l'UNESCO la iscrive nel registro Memory of the World, riconoscendone il valore universale come documento fondamentale per la storia dei diritti umani. Ma come tutte le grandi storie, anche quella di Eleonora ha una fine. Nel 1392 la pace con l'Aragona si rompe di nuovo. Eleonora e Brancaleone vengono condannati a morte come ribelli e spergiuri. È di nuovo guerra. Eleonora continua a governare dal palazzo giudicario di Oristano, sovrintendendo all'amministrazione del giudicato. Ma il destino è crudele. Una lettera del re Martino d'Aragona, datata 17 novembre 1402, indica che a quella data Brancaleone Doria e il figlio Mariano erano soli al comando della Borea. È altamente probabile che Eleonora sia morta a causa di una nuova ondata di peste che colpì la Sardegna nel 1401-1402. Non sappiamo dove morì, non sappiamo dove fu sepolta. Il luogo della sua morte è un mistero che la storia non ha mai risolto. Recentemente è emersa l'ipotesi che i resti di Eleonora giacciono nella cattedrale di Oristano, nella cappella del Battistero, un tempo dedicata a San Bartolomeo. Gli studiosi dell'Istar rilevano che quest'area, nel 1572, sorgeva un altare dedicato a San Bartolomeo, concepito per ospitare i funerali della dinastia Bas Serra. In base agli studi archivistici e agli stemmi ritrovati, sostengono che è assai probabile che lì sia stata sepolta anche Eleonora, proprio accanto ai suoi avi. Ma il fatto che non si sappia dove riposino i suoi resti, in un certo senso, la rende ancora più leggendaria. Eleonora non è morta, è diventata mito, è diventata simbolo, è diventata immortale. Dopo la sua morte il giudicato della Borea resiste ancora qualche anno, ma senza la sua guida, senza la sua forza, senza la sua visione, crolla. Nel 1409, nella battaglia di San Luri, l'ultimo esercito alborense viene sconfitto dagli aragonesi. È la fine. L'ultimo stato sardo indipendente cessa di esistere. La Sardegna passa definitivamente sotto il controllo straniero e ci resterà per secoli. Ma Eleonora? Eleonora non muore mai veramente. Oggi, nel 2026, Eleonora è ancora viva in Sardegna. La sua statua domina Piazza Eleonora a Oristano dal 1881. Realizzata dallo scultore fiorentino Ulisse Cambi, è stata la prima statua dedicata a una donna in Italia. Prima. Nel 1881 dedicare una statua a una donna era rivoluzionario, ma per i sardi non era strano. Eleonora era ed è la nostra regina. Nel 1981 lo storico Francesco Cesare Casula ha identificato un altorilievo nella chiesa di San Gavino a Moreale che ritrae Eleonora, suo padre Mariano IV, suo fratello Ugone III e suo marito Brancaleone Doria. Questa scultura, sebbene stilizzata secondo i canoni dell'epoca, offre per la prima volta un volto alla giudicessa. A Oristano, durante la Sartiglia, il famoso carnevale equestre, ogni anno una giovane amazzone veste i panni di Eleonora da Borea, continuando una tradizione che lega il presente al passato glorioso. Vie, scuole, licei portano il suo nome. A Cagliari c'è il liceo classico Eleonora da Borea. Ad Alghero c'è via Eleonora da Borea. In tutta la Sardegna il suo nome risuona. È il simbolo dell'identità sarda, è il simbolo della resistenza, è il simbolo di ciò che i sardi furono e in fondo ancora sono. Un popolo fiero, autonomo, che non si piega. Per i movimenti indipendentisti sardi, Eleonora rappresenta l'ultimo momento in cui la Sardegna fu padrona del proprio destino. L'ultimo momento in cui un governo sardo, con leggi sarde, in lingua sarda, governò l'isola. Ma al di là della politica, al di là delle ideologie, Eleonora resta un esempio universale. Una donna che in un'epoca in cui le donne non contavano nulla, governò un regno per 21 anni, combatté guerre, scrisse leggi che durarono 435 anni. Nel 2019 Bianca Pizzorno ha pubblicato una biografia completa di Eleonora, portandola al pubblico moderno. Nel 2024 Donatella Paul Lewis ha pubblicato Eleonora da Borea, regina guerriera, giurista illuminata e donna. C'è un dettaglio affascinante. Esiste un rapace, il falco Eleonorae, specie mediterranea rara e nobile, che prende il nome direttamente da Eleonora da Borea. Secondo la tradizione, la giudicessa aveva promulgato una norma nella Carta dei Logu per proteggere questo falco dal bracconaggio. È metafora perfetta. Mentre il nome di molte donne medievali svanisce, il nome di Eleonora vola nei cieli europei. Ora, è giusto anche dire questo. Non tutti gli storici concordano sulla figura eroica di Eleonora. Anzi, alcuni studiosi sostengono che Eleonora sia stata una governante rispettabile ma non eccezionale.
che la sua fama sia esagerata, che non abbia mai combattuto personalmente in battaglia come Giovanna d'Arco, che la Carta dei Logu fosse in gran parte già esistente, scritta dal padre Mariano IV. Ed è vero, Eleonora ha revisionato e aggiornato il codice paterno, ampliandolo da una base esistente fino a 198 articoli finali. Ed è probabile che a 40 anni non guidasse personalmente le cariche di cavalleria. Ma sai cosa? Questo non toglie nulla alla sua grandezza, perché governare un regno in guerra per 21 anni, resistere al ricatto del re Dragona per 7 anni mentre il marito era prigioniero, unire quasi tutta la Sardegna, promulgare un codice di leggi che durò 435 anni, tutto questo resta straordinario. Carlo Cattaneo la celebrò come la figura più splendida di donna che abbiano le storie italiane, un complimento che testimonia quanto fosse eccezionale per la sua epoca. La verità è che Eleonora è diventata mito perché i sardi avevano bisogno di un mito, avevano bisogno di un simbolo di libertà, di autonomia, di identità. E se anche la storia reale fosse meno epica della leggenda, cosa peraltro tutta da dimostrare, Eleonora resta l'unica figura del passato sardo che ha superato i confini dell'isola ed è diventata simbolo di un sogno, un'isola unita sotto un'unica dinastia locale, libera da tributi e sfruttamento di sovrani stranieri. Eleonora incarnò proprio questo sogno di indipendenza sarda, e questo vale più di 1000 battaglie. Eccoci alla fine di questo viaggio nella vita di Eleonora da Borea, la donna che avrebbe potuto cambiare per sempre il destino della Sardegna. Se questo video ti ha emozionato o almeno interessato, lascia un like per onorare la memoria della nostra regina. Iscriviti al canale per scoprire altre storie dei grandi sardi che hanno fatto la storia. Condividi questo video. Tutti i sardi dovrebbero conoscere questa storia. E ora dimmi, conoscevi già la storia di Eleonora da Borea? Cosa ti ha colpito di più della sua vita? Pensi che meriti di essere considerato un'eroina nazionale o la sua figura è stata mitizzata troppo? Sei mai stato alla Sartiglia di Oristano a vedere la rappresentazione della giudicessa? Scrivi nei commenti, voglio sapere cosa ne pensi. Grazie di cuore per aver seguito questo video fino alla fine. So che è stato lungo, ma la storia di Eleonora meritava di essere raccontata. Perché Eleonora non è solo storia, è identità, è orgoglio, è la dimostrazione che i sardi quando vogliono, quando si uniscono, quando credono in qualcosa possono fare cose straordinarie. E questa è una lezione che vale anche oggi, nel 2026. Continua a seguire l'Isola in Forma per altre grandi storie di sardi che hanno cambiato la storia. Un abbraccio forte a te e stammi bene. Ciao. C'è una donna nella nostra storia, il cui nome da sola basta evocare orgoglio, resistenza e un segno di libertà mai del tutto spento. Una donna che nel Medioevo, quando le donne non contavano nulla, governò un intero regno, combatté contro gli invasori aragonesi, unì quasi tutta l'isola sotto un'unica bandiera e scrisse un codice di leggi così avanzato, così moderno, così rivoluzionario che rimase in vigore per 435 anni. Il suo nome? Eleonora da Borea, la giudicessa, la regina guerriera, la legislatrice illuminata, la donna che fece tremare l'Aragona e che ancora oggi, nel 2026, è il simbolo vivente dell'orgoglio sardo. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se anche tu sei orgoglioso di essere sardo e vuoi conoscere la storia della nostra regina più grande, lascia un like e iscriviti al canale. Questa è una storia che merita di essere raccontata. Per capire chi era Eleonora dobbiamo tornare indietro. Siamo nel 1300. La Sardegna non era un'isola unita, era divisa in 4 stati autonomi, 4 piccoli regni chiamati giudicati. Torres a nord, Gallura a nord-est, Cagliari a sud e Arborea al centro-ovest. 4 entità indipendenti, ognuna con le proprie leggi, il proprio governo, la propria identità. Erano veri e propri stati sovrani. I giudici, così si chiamavano i sovrani sardi, governavano con l'aiuto della corona dei Logu, un'assemblea di notabili. Una forma di governo avanzatissimo per l'epoca, una sorta di democrazia rappresentativa ante litteram. Ma nel 1297 accade qualcosa che avrebbe cambiato per sempre il destino della Sardegna. Il Papa Bonifacio VIII decise di regalare, sì, hai capito bene, regalare la Sardegna e la Corsica al re d'Aragona Giacomo II come feudo, senza considerare minimamente che quell'isola aveva già 4 stati sovrani con secoli di storia alle spalle. E così inizia l'invasione aragonese. Dal 1323 al 1326 gli spagnoli conquistano militarmente l'isola. Uno dopo l'altro i giudicati cadono. Torres, Gallura, Cagliari.
tutti conquistati dagli spagnoli, tutti tranne uno, l'Arborea, l'ultimo bastione della libertà sarda. Ed è qui che entra in scena lei, Eleonora. Eleonora nasce nel 1347 a Molins de Rei, in Catalogna. Esatto, non in Sardegna. La più grande eroina sarda nasce in Spagna, ma la sua famiglia era sarda fino al midollo. Suo padre era Mariano IV d'Arborea, uno dei giudici più potenti e astuti che l'Arborea avesse mai avuto. Un uomo che aveva un sogno: riunire tutta la Sardegna sotto la corona arborense, cacciare gli aragonesi e riportare l'isola sotto il controllo dei sardi. La madre era Timbora di Rocaberti, una nobildonna catalana. Aveva 2 fratelli, Ugone e Beatrice. Quando Eleonora è ancora bambina, la famiglia torna in Sardegna. Cresce a Oristano, nella corte giudicale, in un ambiente colto, raffinato, europeo. Riceve un'educazione straordinaria per una donna dell'epoca. Studia, impara le arti della guerra, della diplomazia, della politica. Suo padre Mariano IV regna dal 1347 al 1376, per 30 anni. Sono decenni di guerre, conquiste, espansione. Mariano è un guerriero, un politico, un visionario, e Eleonora osserva, impara, assorbe ogni sua mossa. Non è solo la guerra che caratterizza questi anni. Nel 1348 arriva la peste bubbonica, la morte nera. L'epidemia colpisce duramente la Sardegna. Le città portuali sono le più colpite. In un solo anno muoiono 6 vescovi, capitani, notai, cancellieri, funzionari, tutti decimati. L'apparato amministrativo crolla. A Cagliari non si estrae più il sale, a Villa di Chiesa non si vendemmia né si raccolgono le olive. La fame si aggiunge alla pestilenza. Durante l'epidemia la famiglia giudicale si rifugia lontano da Oristano. È in questo contesto che una giovanissima Eleonora, all'età di 3 anni, dimostra già una precoce consapevolezza dei suoi diritti di successione. Nel 1376, quando Eleonora ha circa 29 anni, sposa Brancaleone Doria. Non è un matrimonio qualunque. I Doria erano una delle famiglie più potenti del Mediterraneo, controllavano gran parte della Sardegna nord-occidentale, Castelsardo, Monteleone, Casteldoria. Questo matrimonio è un colpo da maestro politico. Unisce 2 delle più grandi potenze sarde contro l'invasore aragonese. Eleonora si trasferisce a Castelgenovese, l'attuale Castelsardo, e lì nascono i suoi 2 figli, Federico e Mariano. Una vita apparentemente tranquilla da nobildonna, ma il destino aveva altri piani per lei. Se questa storia ti sta coinvolgendo, lascia un like e iscriviti ora. Raccontare Eleonora significa tenere viva la memoria della Sardegna. 1376 muore Mariano IV, il padre di Eleonora. Il trono passa a suo fratello Ugone III, ma Ugone non è suo padre. È un tiranno, violento, crudele, dispotico. Governa con il terrore. Il popolo lo odia, i nobili lo temono. E nel marzo del 1383 accade l'inevitabile. Ugone III viene assassinato insieme a sua figlia Benedetta in una congiura. Le cause e i mandanti rimangono incerti. Lo storico Zurita suggerisce una vendetta per la crudeltà dello stesso Ugone. La ricerca biografica moderna non esclude l'ipotesi di un coinvolgimento di Eleonora stessa, dato che lei fu la principale beneficiaria dell'evento. Caos totale, il giudicato d'Arborea rischia di crollare. Chi succederà al trono? Chi governerà? Diverse fazioni prendono il controllo. Alcuni vogliono istituire un libero comune, altri cercano la protezione di Genova. Ed è qui che Eleonora dimostra di che pasta è fatta. Ha 36 anni, è una donna in un mondo di uomini, è sposata con Brancaleone, ma lui si trova lontano per questioni diplomatiche. Non ha eserciti, non ha alleati immediati, eppure con una mossa audace, clamorosa, rivoluzionaria, Eleonora si autoproclama giudicessa d'Arborea. Si basa su un antico diritto sardo, quasi dimenticato, secondo cui le donne potevano succedere al trono del padre o del fratello in assenza di eredi maschi adulti. Nomina se stessa reggente per il figlio minorenne Federico e lo fa eleggere giudice della corona di Lugo. È una mossa geniale, è una mossa rischiosa, è una mossa che cambierà la storia. Il popolo l'acclama. Durante l'arresto di un traditore, la folla grida: «Viva Donna Eleonora, Messer Branca e suo figlio, e muoia chi vuole la guerra». Il popolo era con lei, l'amavano, la rispettavano, perché Eleonora non era una nobile distaccata, era una di loro. Con abilità politica e militare, nel giro di pochi mesi Eleonora riuscì a ristabilire l'ordine, assicurandosi la fedeltà di tutti i territori che erano appartenuti al fratello ed entrando trionfalmente a Oristano.
Ma il re d'Aragona Pietro IV non la prende bene. Una donna che si dichiara sovrana? Inaccettabile, un'offesa per lui. E cosa fa? Nel 1384 prende in ostaggio Brancaleone, il marito di Eleonora, quando questi si trova a Barcellona per questioni diplomatiche. Lo rinchiude nel castello di Castro a Cagliari e manda un messaggio chiarissimo a Eleonora: arrenditi o tuo marito muore, consegnami tuo figlio come ostaggio o non rivedrai mai più Brancaleone. Ma Eleonora non cede, non piega la testa, respinge la proposta e dichiara guerra. Sceglie lo Stato al posto del cuore. È la parte più cruda della sua storia, la più difficile, la più umana. Dal 1383 al 1404 è guerra. Eleonora governa il giudicato di Alborea in guerra permanente, spesso silenziosa, contro l'Aragona. Non è una guerra di battaglie clamorose, ma anche se alcune avvengono. È una guerra di diplomazia, di tenute strategiche, di resistenza nei castelli. Eleonora guida le operazioni militari, conquista castelli, assedia città, espande i confini dell'Arborea e riesce nell'impossibile. Riunisce sotto il suo comando quasi tutta la Sardegna. Il sogno di suo padre sta per realizzarsi. L'isola, per la prima volta nella sua storia, è quasi tutta unita sotto un'unica bandiera sarda, l'albero del radicato, simbolo dell'Arborea. Gli aragonesi tremano, il re Pietro IV non sa più cosa fare. Questa donna, questa giudicessa, sta vincendo. La sua strategia non è solo militare, è psicologica. Dimostrare che la Sardegna può essere una nazione unita, non una colonia. Nel 1387 muore il figlio di Eleonora, il giudice Federico. Un dolore immenso. Ma Eleonora non si ferma. Nomina giudice il figlio più piccolo, Mariano V, e continua la reggenza. Nel gennaio 1388 viene firmata la pace tra l'Arborea e l'Aragona. È una pace gloriosa per Eleonora. Mantiene quasi tutti i territori conquistati. Ottiene concessioni politiche ed economiche e finalmente nel 1390 il marito Brancaleone viene liberato dopo 7 anni di prigionia. 7 anni. Eleonora ha tenuto duro 7 anni, governando da sola, combattendo da sola, resistendo da sola. E quando Brancaleone torna, Eleonora si ritira parzialmente dalla politica attiva. Lascia che il marito e il figlio gestiscano le questioni militari, perché lei ha un altro progetto in mente, un progetto che la renderà immortale. Tra il 1389 e il 1392, anche se la tradizione dice il 14 aprile 1392, giorno di Pasqua, Eleonora promulga la Carta de Logu. E qui comincia la leggenda. La Carta de Logu non è solo un codice di leggi, è un monumento, è un'opera d'arte giuridica. È la testimonianza che la Sardegna nel 1392 era più avanti di tutta l'Europa. Eleonora parte dal codice scritto da suo padre Mariano IV, lo aggiorna, lo amplia, lo perfeziona. Alla fine il risultato sono 198 capitoli che regolano ogni aspetto della vita civile, penale, rurale, economica del regno. Ma la cosa rivoluzionaria è questa. La Carta de Logu è scritta in lingua sarda lugudorese, non in latino, non in catalano, non in aragonese, in sardo. Perché? Perché Eleonora voleva che tutti potessero capirla. I contadini, i pastori, i mercanti, gli artigiani. La legge doveva essere accessibile a tutti, non solo ai nobili che sapevano leggere il latino. È il concetto dello Stato di diritto applicato nel 1392, 5 secoli prima delle Costituzioni moderne. E i contenuti? Ascolta bene. La Carta stabilisce l'uguaglianza di fronte alla legge. L'articolo 52 dichiara che l'omicidio di un contadino vale lo stesso risarcimento dell'omicidio di un nobile, 500 lire. Nel Medioevo, quando il sangue blu valeva letteralmente di più, questa è un'eresia. Una dichiarazione che la vita ha valore universale. La Carta tutela le donne con pene severe contro lo stupro. L'articolo prevede che se la vittima accetta di sposare l'aggressore, pratica comune all'epoca per riparare, l'aggressore deve comunque dotarla di una somma ingente. Eleonora garantisce che la donna non sia merce, ma persona giuridica. Prevede il divorzio in caso di violenza domestica, garantisce diritti di eredità, anche se limitati rispetto agli uomini. Protegge le vedove da sfruttamento. Per il 1392, in un'epoca in cui le donne erano fondamentalmente proprietà di padri o mariti, queste norme sono inimmaginabili. 4 delle 10 sezioni della Carta sono dedicate alla protezione delle attività agricole, considerate il fondamento dell'economia arborense. Viene prescritta la recinzione obbligatoria dei campi, vigne e orti confossati, siepi o muri a secco.
Gli incendi dolosi sono considerati tra i crimini più gravi. Viene regolamentata la bruciatura delle stoppie per prevenire disastri. La carta vieta il taglio indiscriminato di alberi da frutto, regola la transumanza, protegge i boschi. È una coscienza ecologica organizzata nel diritto, 600 anni prima della dichiarazione di Rio sull'ambiente. La carta introduce l'obbligo che i contratti siano redditizi per iscritto e sigillati, riducendo frodi e controversie verbali. È la fondazione della certezza del diritto, della tracciabilità documentale. Riduce l'uso di ordalie, prove divine e duelli giudiziari, richiedendo prove documentali e testimonianze. È il seme della procedura moderna, fondata su ragione invece che sul soprannaturale. Articoli specifici proteggono i poveri e i deboli, vietando ai signori di sfruttarli, stabilendo che chi distrugge i campi di un contadino paghi il doppio del danno. È protezione del ceto inferiore, inaudita nel contesto feudale. E la cosa ancora più straordinaria? Nel 1421, quando la Borea cade definitivamente sotto il dominio aragonese, il re Alfonso il Magnanimo, nemico giurato di Eleonora, conferma la Carta dei Logu e la estende a tutta la Sardegna. Anche i nemici riconoscono la grandezza di quest'opera. E la carta rimane in vigore durante tutto il periodo spagnolo, poi durante quello sabaudo, fino al 16 aprile 1827, quando viene sostituita dal codice feliciano di Carlo Felice di Savoia. 435 anni, un codice scritto da una donna nel 1392, ha governato la Sardegna per 435 anni. Nel 2007 l'UNESCO la iscrive nel registro Memory of the World, riconoscendone il valore universale come documento fondamentale per la storia dei diritti umani. Ma come tutte le grandi storie, anche quella dell'Eleonora ha una fine. Nel 1392 la pace con l'Aragona si rompe di nuovo. Eleonora e Brancaleone vengono condannati a morte come ribelli e spergiuri. È di nuovo guerra. Eleonora continua a governare dal palazzo giudicario oristano, sovrintendendo all'amministrazione del giudicato. Ma il destino è crudele. Una lettera del re Martino d'Aragona, datata 17 novembre 1402, indica che a quella data Brancaleone Doria e il figlio Mariano erano soli al comando della Borea. È altamente probabile che Eleonora sia morta a causa di una nuova ondata di peste che colpì la Sardegna nel 1401-1402. Non sappiamo dove morì, non sappiamo dove fu sepolta. Il luogo della sua morte è un mistero che la storia non ha mai risolto. Recentemente è emersa l'ipotesi che i resti di Eleonora giacciono nella cattedrale di Oristano, nella cappella del Battistero, un tempio dedicato a San Bartolomeo. Gli studiosi dell'Istar rilevano che quest'area, nel 1572, sorgeva un altare dedicato a San Bartolomeo, concepito per ospitare i funerali della dinastia Bas Serra. In base agli studi archivistici e agli stemmi ritrovati, sostengono che è assai probabile che lì sia stata sepolta anche Eleonora, proprio accanto ai suoi avi. Ma il fatto che non si sappia dove riposino i suoi resti, in un certo senso, la rende ancora più leggendaria. Eleonora non è morta, è diventata mito, è diventata simbolo, è diventata immortale. Dopo la sua morte il giudicato della Borea resiste ancora qualche anno, ma senza la sua guida, senza la sua forza, senza la sua visione, crolla. Nel 1409, nella battaglia di San Luri, l'ultimo esercito alborense viene sconfitto dagli aragonesi. È la fine. L'ultimo stato sardo indipendente cessa di esistere. La Sardegna passa definitivamente sotto il controllo straniero e ci resterà per secoli. Ma Eleonora? Eleonora non muore mai veramente. Oggi, nel 2026, Eleonora è ancora viva in Sardegna. La sua statua domina Piazza Eleonora a Oristano dal 1881. Realizzata dallo scultore fiorentino Ulisse Cambi, è stata la prima statua dedicata a una donna in Italia. Prima. Nel 1881 dedicare una statua a una donna era rivoluzionario, ma per i sardi non era strano. Eleonora era ed è la nostra regina. Nel 1981 lo storico Francesco Cesare Casula ha identificato un altorilievo nella chiesa di San Gavino Moreale che ritrae Eleonora, suo padre Mariano IV, suo fratello Ugone III e suo marito Brancaleone Doria. Questa scultura, sebbene stilizzata secondo i canoni dell'epoca, offre per la prima volta un volto alla giudicessa. A Oristano, durante la Sartiglia, il famoso carnevale equestre, ogni anno una giovane amazzone veste i panni di Eleonora da Borea, continuando una tradizione che lega il presente al passato glorioso. Vie, scuole, licei portano il suo nome. A Cagliari c'è il liceo classico Eleonora da Borea. Ad Alghero c'è via Eleonora da Borea. In tutta la Sardegna il suo nome risuona. È il simbolo dell'identità sarda, è il simbolo della resistenza, è il simbolo di ciò che i sardi furono e in fondo ancora sono. Un popolo fiero, autonomo, che non si piega.
Per i movimenti indipendentisti sardi, Eleonora rappresenta l'ultimo momento in cui la Sardegna fu padrona del proprio destino, l'ultimo momento in cui un governo sardo con leggi sarde in lingua sarda governò l'isola. Ma al di là della politica, al di là delle ideologie, Eleonora resta un esempio universale, una donna che in un'epoca in cui le donne non contavano nulla, governò un regno per 21 anni, combatté guerre, scrisse leggi che durarono 435 anni. Nel 2019 Bianca Pizzorno ha pubblicato una biografia completa di Eleonora, portandola al pubblico moderno. Nel 2024 Donatella Paul Lewis ha pubblicato Eleonora da Borea, regina guerriera, giurista illuminata e donna. C'è un dettaglio affascinante. Esiste un rapace, il falco Eleonorae, specie mediterranea rara e nobile, che prende il nome direttamente da Eleonora da Borea. Secondo la tradizione, la giudicessa aveva promulgato una norma nella Carta dei Logu per proteggere questo falco dal bracconaggio. È metafora perfetta. Mentre il nome di molte donne medievali svanisce, il nome di Eleonora vola nei cieli europei. Ora, è giusto anche dire questo. Non tutti gli storici concordano sulla figura eroica di Eleonora. Anzi, alcuni studiosi sostengono che Eleonora sia stata una governante rispettabile ma non eccezionale, che la sua fama sia esagerata, che non abbia mai combattuto personalmente in battaglia come Giovanna d'Arco, che la Carta dei Logu fosse in gran parte già esistente, scritta dal padre Mariano IV. Ed è vero, Eleonora ha revisionato e aggiornato il codice paterno, ampliandolo da una base esistente fino a 198 articoli finali. Ed è probabile che a 40 anni non guidasse personalmente le cariche di cavalleria. Ma sai cosa? Questo non toglie nulla alla sua grandezza, perché governare un regno in guerra per 21 anni, resistere al ricatto del re Dragona per 7 anni mentre il marito era prigioniero, unire quasi tutta la Sardegna, promulgare un codice di leggi che durò 435 anni, tutto questo resta straordinario. Carlo Cattaneo la celebrò come la figura più splendida di donna che abbiano le storie italiane, un complimento che testimonia quanto fosse eccezionale per la sua epoca. La verità è che Eleonora è diventata mito perché i sardi avevano bisogno di un mito. Avevano bisogno di un simbolo di libertà, di autonomia, di identità. E se anche la storia reale fosse meno epica della leggenda, cosa peraltro tutta da dimostrare, Eleonora resta l'unica figura del passato sardo che ha superato i confini dell'isola ed è diventata simbolo di un sogno, un'isola unita sotto un'unica dinastia locale, libera da tributi e sfruttamento di sovrani stranieri. Eleonora incarnò proprio questo sogno di indipendenza sarda, e questo vale più di 1000 battaglie. Eccoci alla fine di questo viaggio nella vita di Eleonora da Borea, la donna che avrebbe potuto cambiare per sempre il destino della Sardegna. Se questo video ti ha emozionato o almeno interessato, lascia un like per onorare la memoria della nostra regina. Iscriviti al canale per scoprire altre storie dei grandi sardi che hanno fatto la storia. Condividi questo video. Tutti i sardi dovrebbero conoscere questa storia. E ora dimmi, conoscevi già la storia di Eleonora da Borea? Cosa ti ha colpito di più della sua vita? Pensi che meriti di essere considerata un'eroina nazionale o la sua figura è stata mitizzata troppo? Sei mai stato alla Sartiglia di Oristano a vedere la rappresentazione della giudicessa? Scrivi nei commenti, voglio sapere cosa ne pensi. Grazie di cuore per aver seguito questo video fino alla fine. So che è stato lungo, ma la storia di Eleonora meritava di essere raccontata. Perché Eleonora non è solo storia, è identità, è orgoglio. È la dimostrazione che i sardi quando vogliono, quando si uniscono, quando credono in qualcosa, possono fare cose straordinarie. E questa è una lezione che vale anche oggi, nel 2026. Continua a seguire l'Isola in Forma per altre grandi storie di sardi che hanno cambiato la storia. Un abbraccio forte a te e stammi bene. Ciao. C'è una donna nella nostra storia, il cui nome da sola basta evocare orgoglio, resistenza e un segno di libertà mai del tutto spento. Una donna che nel Medioevo, quando le donne non contavano nulla, governò un intero regno, combatté contro gli invasori aragonesi, unì quasi tutta l'isola sotto un'unica bandiera e scrisse un codice di leggi così avanzato, così moderno, così rivoluzionario che rimase in vigore per 435 anni. Il suo nome? Eleonora da Borea, la giudicessa, la regina guerriera, la legislatrice illuminata, la donna che fece tremare l'Aragona e che ancora oggi, nel 2026, è il simbolo vivente dell'orgoglio sardo. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se anche tu sei orgoglioso di essere sardo e vuoi conoscere la storia della nostra regina più grande, lascia un like e iscriviti al canale. Questa è una storia che merita di essere raccontata.
Per capire chi era Eleonora dobbiamo tornare indietro. Siamo nel 1300. La Sardegna non era un'isola unita, era divisa in 4 stati autonomi, 4 piccoli regni chiamati giudicati. Torres a nord, Gallura a nord-est, Cagliari a sud e Arborea al centro-ovest. 4 entità indipendenti, ognuna con le proprie leggi, il proprio governo, la propria identità. Erano veri e propri stati sovrani. I giudici, così si chiamavano i sovrani sardi, governavano con l'aiuto della corona dei Logu, un'assemblea di notabili. Una forma di governo avanzatissimo per l'epoca, una sorta di democrazia rappresentativa ante litteram. Ma nel 1297 accade qualcosa che avrebbe cambiato per sempre il destino della Sardegna. Il Papa Bonifacio VIII decise di regalare, sì, hai capito bene, regalare la Sardegna e la Corsica al re d'Aragona Giacomo II come feudo, senza considerare minimamente che quell'isola aveva già 4 stati sovrani con secoli di storia alle spalle. E così inizia l'invasione aragonese. Dal 1323 al 1326 gli spagnoli conquistano militarmente l'isola. Uno dopo l'altro i giudicati cadono. Torres, Gallura, Cagliari, tutti conquistati dagli spagnoli, tutti tranne uno, l'Arborea, l'ultimo bastione della libertà sarda. Ed è qui che entra in scena lei, Eleonora. Eleonora nasce nel 1347 a Molins de Rei, in Catalogna. Esatto, non in Sardegna. La più grande eroina sarda nasce in Spagna, ma la sua famiglia era sarda fino al midollo. Suo padre era Mariano IV d'Arborea, uno dei giudici più potenti e astuti che l'Arborea avesse mai avuto. Un uomo che aveva un sogno, riunire tutta la Sardegna sotto la corona arborense, cacciare gli aragonesi e riportare l'isola sotto il controllo dei sardi. La madre era Timbora di Rocaberti, una nobildonna catalana. Aveva 2 fratelli, Ugone e Beatrice. Quando Eleonora è ancora bambina, la famiglia torna in Sardegna. Cresce a Oristano, nella corte giudicale, in un ambiente colto, raffinato, europeo. Riceve un'educazione straordinaria per una donna dell'epoca. Studia, impara le arti della guerra, della diplomazia, della politica. Suo padre Mariano IV regna dal 1347 al 1376, per 30 anni. Sono decenni di guerre, conquiste, espansione. Mariano è un guerriero, un politico, un visionario, e Eleonora osserva, impara, assorbe ogni sua mossa. Non è solo la guerra che caratterizza questi anni. Nel 1348 arriva la peste bubbonica, la morte nera. L'epidemia colpisce duramente la Sardegna. Le città portuali sono le più colpite. In un solo anno muoiono 6 vescovi, capitani, notai, cancellieri, funzionari, tutti decimati. L'apparato amministrativo crolla. A Cagliari non si estrae più il sale, a Villa di Chiesa non si vendemmia né si raccolgono le olive. La fame si aggiunge alla pestilenza. Durante l'epidemia la famiglia giudicale si rifugia lontano da Oristano. È in questo contesto che una giovanissima Eleonora, all'età di 3 anni, dimostra già una precoce consapevolezza dei suoi diritti di successione. Nel 1376, quando Eleonora ha circa 29 anni, sposa Brancaleone Doria. Non è un matrimonio qualunque. I Doria erano una delle famiglie più potenti del Mediterraneo, controllavano gran parte della Sardegna nord-occidentale, Castelsardo, Monteleone, Casteldoria. Questo matrimonio è un colpo maestro politico, unisce 2 delle più grandi potenze sarde contro l'invasore aragonese. Eleonora si trasferisce a Castelgenovese, l'attuale Castelsardo, e lì nascono i suoi 2 figli, Federico e Mariano. Una vita apparentemente tranquilla da nobildonna, ma il destino aveva altri piani per lei. Se questa storia ti sta coinvolgendo, lascia un like e iscriviti ora. Raccontare Eleonora significa tenere viva la memoria della Sardegna. 1376 muore Mariano IV, il padre di Eleonora. Il trono passa a suo fratello Ugone III, ma Ugone non è suo padre. È un tiranno, violento, crudele, dispotico. Governa con il terrore. Il popolo lo odia, i nobili lo temono. E nel marzo del 1383 accade l'inevitabile. Ugone III viene assassinato insieme a sua figlia Benedetta in una congiura. Le cause e i mandanti rimangono incerti. Lo storico Zurita suggerisce una vendetta per la crudeltà dello stesso Ugone. La ricerca biografica moderna non esclude l'ipotesi di un coinvolgimento di Eleonora stessa, dato che lei fu la principale beneficiaria dell'evento. Caos totale. Il giudicato d'Arborea rischia di crollare. Chi succederà al trono? Chi governerà? Diverse fazioni prendono il controllo.
Alcuni vogliono istituire un libero comune, altri cercano la protezione di Genova. Ed è qui che Eleonora dimostra di che pasta è fatta. Ha 36 anni, è una donna in un mondo di uomini, è sposata con Brancaleone, ma lui si trova lontano per questioni diplomatiche. Non ha eserciti, non ha alleati immediati, eppure con una mossa audace, clamorosa, rivoluzionaria, Eleonora si autoproclama giudicessa arborea. Si basa su un antico diritto sardo, quasi dimenticato, secondo cui le donne potevano succedere al trono del padre o del fratello in assenza di eredi maschi adulti. Nomina se stessa reggente per il figlio minorenne Federico e lo fa eleggere giudice della corona di Lugo. È una mossa geniale, è una mossa rischiosa, è una mossa che cambierà la storia. Il popolo l'acclama. Durante l'arresto di un traditore, la folla grida: «Viva Donna Eleonora, Messer Branca e suo figlio, e muoia chi vuole la guerra». Il popolo era con lei, l'amavano, la rispettavano, perché Eleonora non era una nobile distaccata, era una di loro. Con abilità politica e militare, nel giro di pochi mesi Eleonora riuscì a ristabilire l'ordine, assicurandosi la fedeltà di tutti i territori che erano appartenuti al fratello ed entrando trionfalmente a Oristano. Ma il re d'Aragona Pietro IV non la prende bene. Una donna che si dichiara sovrana? Inaccettabile, un'offesa per lui. E cosa fa? Nel 1384 prende in ostaggio Brancaleone, il marito di Eleonora, quando questi si trova a Barcellona per questioni diplomatiche. Lo rinchiude nel castello di Castro a Cagliari e manda un messaggio chiarissimo a Eleonora: arrenditi o tuo marito muore. Consegnami tuo figlio come ostaggio o non rivedrai mai più Brancaleone. Ma Eleonora non cede. Non piega la testa, respinge la proposta e dichiara guerra. Sceglie lo Stato al posto del cuore. È la parte più cruda della sua storia, la più difficile, la più umana. Dal 1383 al 1404 è guerra. Eleonora governa il giudicato di Arborea in guerra permanente, spesso silenziosa, contro l'Aragona. Non è una guerra di battaglie clamorose, ma anche se alcune avvengono. È una guerra di diplomazia, di tenute strategiche, di resistenza nei castelli. Eleonora guida le operazioni militari, conquista castelli, assedia città, espande i confini dell'Arborea e riesce nell'impossibile. Riunisce sotto il suo comando quasi tutta la Sardegna. Il sogno di suo padre sta per realizzarsi. L'isola, per la prima volta nella sua storia, è quasi tutta unita sotto un'unica bandiera sarda, l'albero del radicato, simbolo dell'Arborea. Gli aragonesi tremano, il re Pietro IV non sa più cosa fare. Questa donna, questa giudicessa, sta vincendo. La sua strategia non è solo militare, è psicologica. Dimostrare che la Sardegna può essere una nazione unita, non una colonia. Nel 1387 muore il figlio di Eleonora, il giudice Federico. Un dolore immenso. Ma Eleonora non si ferma. Nomina giudice il figlio più piccolo, Mariano V, e continua la reggenza. Nel gennaio 1388 viene firmata la pace tra l'Arborea e l'Aragona. È una pace gloriosa per Eleonora. Mantiene quasi tutti i territori conquistati. Ottiene concessioni politiche ed economiche e finalmente nel 1390 il marito Brancaleone viene liberato dopo 7 anni di prigionia. 7 anni. Eleonora ha tenuto duro 7 anni, governando da sola, combattendo da sola, resistendo da sola. E quando Brancaleone torna, Eleonora si ritira parzialmente dalla politica attiva. Lascia che il marito e il figlio gestiscano le questioni militari, perché lei ha un altro progetto in mente, un progetto che la renderà immortale. Tra il 1389 e il 1392, anche se la tradizione dice il 14 aprile 1392, giorno di Pasqua, Eleonora promulga la Carta de Logu. E qui comincia la leggenda. La Carta de Logu non è solo un codice di leggi, è un monumento, è un'opera d'arte giuridica. È la testimonianza che la Sardegna nel 1392 era più avanti di tutta l'Europa. Eleonora parte dal codice scritto da suo padre Mariano IV, lo aggiorna, lo amplia, lo perfeziona. Alla fine il risultato sono 198 capitoli che regolano ogni aspetto della vita civile, penale, rurale, economica del regno. Ma la cosa rivoluzionaria è questa. La Carta de Logu è scritta in lingua sarda lugudorese, non in latino, non in catalano, non in aragonese, in sardo. Perché? Perché Eleonora voleva che tutti potessero capirla. I contadini, i pastori, i mercanti, gli artigiani. La legge doveva essere accessibile a tutti, non solo ai nobili che sapevano leggere il latino.
è il concetto dello Stato di diritto applicato nel 1392, 5 secoli prima delle Costituzioni moderne. E i contenuti? Ascolta bene. La Carta stabilisce l'uguaglianza di fronte alla legge. L'articolo 52 dichiara che l'omicidio di un contadino vale lo stesso risarcimento dell'omicidio di un nobile, 500 lire. Nel Medioevo, quando il sangue blu valeva letteralmente di più, questa è un'eresia. Una dichiarazione che la vita ha valore universale. La Carta tutela le donne con pene severe contro lo stupro. L'articolo prevede che se la vittima accetta di sposare l'aggressore, pratica comune all'epoca per riparare, l'aggressore deve comunque dotarla di una somma ingente. Eleonora garantisce che la donna non sia merce, ma persona giuridica. Prevede il divorzio in caso di violenza domestica, garantisce diritti di eredità, anche se limitati rispetto agli uomini. Protegge le vedove da sfruttamento. Per il 1392, in un'epoca in cui le donne erano fondamentalmente proprietà di padri o mariti, queste norme sono inimmaginabili. 4 delle 10 sezioni della Carta sono dedicate alla protezione delle attività agricole, considerate il fondamento dell'economia arborense. Viene prescritta la recinzione obbligatoria dei campi, vigne e orti confossati, siepi o muri a secco. Gli incendi dolosi sono considerati tra i crimini più gravi. Viene regolamentata la bruciatura delle stoppie per prevenire disastri. La Carta vieta il taglio indiscriminato di alberi da frutto, regola la transumanza, protegge i boschi. È una coscienza ecologica organizzata nel diritto, 600 anni prima della Dichiarazione di Rio sull'ambiente. La Carta introduce l'obbligo che i contratti siano redditizi per iscritto e sigillati, riducendo frodi e controversie verbali. È la fondazione della certezza del diritto, della tracciabilità documentale. Riduce l'uso di ordalie, prove divine e duelli giudiziari, richiedendo prove documentali e testimonianze. È il seme della procedura moderna, fondata su ragione invece che sul soprannaturale. Articoli specifici proteggono i poveri e i deboli, vietando ai signori di sfruttarli, stabilendo che chi distrugge i campi di un contadino paghi il doppio del danno. È protezione del ceto inferiore, inaudita nel contesto feudale. E la cosa ancora più straordinaria? Nel 1421, quando la Borea cade definitivamente sotto il dominio aragonese, il re Alfonso il Magnanimo, nemico giurato di Eleonora, conferma la Carta dei Logu e la estende a tutta la Sardegna. Anche i nemici riconoscono la grandezza di quest'opera. E la Carta rimane in vigore durante tutto il periodo spagnolo, poi durante quello sabaudo, fino al 16 aprile 1827, quando viene sostituita dal Codice Feliciano di Carlo Felice di Savoia. 435 anni, un codice scritto da una donna nel 1392, ha governato la Sardegna per 435 anni. Nel 2007 l'UNESCO la iscrive nel registro Memory of the World, riconoscendone il valore universale come documento fondamentale per la storia dei diritti umani. Ma come tutte le grandi storie, anche quella di Eleonora ha una fine. Nel 1392 la pace con l'Aragona si rompe di nuovo. Eleonora e Brancaleone vengono condannati a morte come ribelli e spergiuri. È di nuovo guerra. Eleonora continua a governare dal palazzo giudicario di Stano, sovrintendendo all'amministrazione del giudicato. Ma il destino è crudele. Una lettera del re Martino d'Aragona, datata 17 novembre 1402, indica che a quella data Brancaleone Doria e il figlio Mariano erano soli al comando della Borea. È altamente probabile che Eleonora sia morta a causa di una nuova ondata di peste, che colpì la Sardegna nel 1401-1402. Non sappiamo dove morì, non sappiamo dove fu sepolta. Il luogo della sua morte è un mistero che la storia non ha mai risolto. Recentemente è emersa l'ipotesi che i resti di Eleonora giacciono nella cattedrale di Oristano, nella cappella del Battistero, un tempo dedicata a San Bartolomeo. Gli studiosi dell'Istar rilevano che quest'area, nel 1572, sorgeva un altare dedicato a San Bartolomeo, concepito per ospitare i funerali della dinastia Bas Serra. In base agli studi archivistici e agli stemmi ritrovati, sostengono che è assai probabile che lì sia stata sepolta anche Eleonora, proprio accanto ai suoi avi. Ma il fatto che non si sappia dove riposino i suoi resti, in un certo senso, la rende ancora più leggendaria. Eleonora non è morta, è diventata mito, è diventata simbolo, è diventata immortale. Dopo la sua morte il giudicato della Borea resiste ancora qualche anno, ma senza la sua guida, senza la sua forza, senza la sua visione, crolla. Nel 1409, nella battaglia di San Luri, l'ultimo esercito alborense viene sconfitto dagli aragonesi. È la fine. L'ultimo stato sardo indipendente cessa di esistere. La Sardegna passa definitivamente sotto il controllo straniero e ci resterà per secoli. Ma Eleonora? Eleonora non muore mai veramente.
Oggi, nel 2026, Eleonora è ancora viva in Sardegna. La sua statua domina Piazza Eleonora a Oristano dal 1881. Realizzata dallo scultore fiorentino Ulisse Cambi, è stata la prima statua dedicata a una donna in Italia. Prima. Nel 1881 dedicare una statua a una donna era rivoluzionario, ma per i sardi non era strano. Eleonora era ed è la nostra regina. Nel 1981 lo storico Francesco Cesare Casula ha identificato un altorilievo nella chiesa di San Gavino a Moreale che ritrae Eleonora, suo padre Mariano IV, suo fratello Gone III e suo marito Brancaleone Doria. Questa scultura, sebbene stilizzata secondo i canoni dell'epoca, offre per la prima volta un volto alla giudicessa. A Oristano, durante la Sartiglia, il famoso carnevale equestre, ogni anno una giovane amazzone veste i panni di Eleonora da Borea, continuando una tradizione che lega il presente al passato glorioso. Vie, scuole, licei portano il suo nome. A Cagliari c'è il liceo classico Eleonora da Borea. Ad Alghero c'è via Eleonora da Borea. In tutta la Sardegna il suo nome risuona. È il simbolo dell'identità sarda, è il simbolo della resistenza, è il simbolo di ciò che i sardi furono e in fondo ancora sono. Un popolo fiero, autonomo, che non si piega. Per i movimenti indipendentisti sardi, Eleonora rappresenta l'ultimo momento in cui la Sardegna fu padrona del proprio destino. L'ultimo momento in cui un governo sardo con leggi sarde in lingua sarda governò l'isola. Ma al di là della politica, al di là delle ideologie, Eleonora resta un esempio universale. Una donna che in un'epoca in cui le donne non contavano nulla, governò un regno per 21 anni, combatté guerre, scrisse leggi che durarono 435 anni. Nel 2019 Bianca Pizzorno ha pubblicato una biografia completa di Eleonora, portandola al pubblico moderno. Nel 2024 Donatella Paul Lewis ha pubblicato Eleonora da Borea, regina guerriera, giurista illuminata e donna. C'è un dettaglio affascinante. Esiste un rapace, il falco Eleonorae, specie mediterranea rara e nobile, che prende il nome direttamente da Eleonora da Borea. Secondo la tradizione, la giudicessa aveva promulgato una norma nella Carta dei Logu per proteggere questo falco dal bracconaggio. È metafora perfetta. Mentre il nome di molte donne medievali svanisce, il nome di Eleonora vola nei cieli europei. Ora, è giusto anche dire questo. Non tutti gli storici concordano sulla figura eroica di Eleonora. Anzi, alcuni studiosi sostengono che Eleonora sia stata una governante rispettabile ma non eccezionale, che la sua fama sia esagerata, che non abbia mai combattuto personalmente in battaglia come Giovanna d'Arco, che la Carta dei Logu fosse in gran parte già esistente, scritta dal padre Mariano IV. Ed è vero, Eleonora ha revisionato e aggiornato il codice paterno, ampliandolo da una base esistente fino a 198 articoli finali. Ed è probabile che a 40 anni non guidasse personalmente le cariche di cavalleria. Ma sai cosa? Questo non toglie nulla alla sua grandezza, perché governare un regno in guerra per 21 anni, resistere al ricatto del re Dragona per 7 anni mentre il marito era prigioniero, unire quasi tutta la Sardegna, promulgare un codice di leggi che durò 435 anni, tutto questo resta straordinario. Carlo Cattaneo la celebrò come la figura più splendida di donna che abbiano le storie italiane, un complimento che testimonia quanto fosse eccezionale per la sua epoca. La verità è che Eleonora è diventata mito perché i sardi avevano bisogno di un mito, avevano bisogno di un simbolo di libertà, di autonomia, di identità. E se anche la storia reale fosse meno epica della leggenda, cosa peraltro tutta da dimostrare, Eleonora resta l'unica figura del passato sardo che ha superato i confini dell'isola ed è diventata simbolo di un sogno, un'isola unita sotto un'unica dinastia locale, libera da tributi e sfruttamento di sovrani stranieri. Eleonora incarnò proprio questo sogno di indipendenza sarda, e questo vale più di 1000 battaglie. Eccoci alla fine di questo viaggio nella vita di Eleonora da Borea, la donna che avrebbe potuto cambiare per sempre il destino della Sardegna. Se questo video ti ha emozionato o almeno interessato, lascia un like per onorare la memoria della nostra regina. Iscriviti al canale per scoprire altre storie dei grandi sardi che hanno fatto la storia. Condividi questo video. Tutti i sardi dovrebbero conoscere questa storia. E ora dimmi, conoscevi già la storia di Eleonora da Borea? Cosa ti ha colpito di più della sua vita? Pensi che meriti di essere considerata un'eroina nazionale o la sua figura è stata mitizzata troppo? Sei mai stato alla Sartiglia di Oristano a vedere la rappresentazione della giudicessa? Scrivi nei commenti, voglio sapere cosa ne pensi. Grazie di cuore per aver seguito questo video fino alla fine. So che è stato lungo, ma la storia di Eleonora meritava di essere raccontata. Perché Eleonora non è solo storia,
è identità, è orgoglio, è la dimostrazione che i sardi quando vogliono, quando si uniscono, quando credono in qualcosa possono fare cose straordinarie. E questa è una lezione che vale anche oggi, nel 2026. Continua a seguire l'Isola in Forma per altre grandi storie di sardi che hanno cambiato la storia. Un abbraccio forte a te e stammi bene. Ciao. C'è una donna nella nostra storia, il cui nome da sola basta evocare orgoglio, resistenza e un segno di libertà mai del tutto spento. Una donna che nel Medioevo, quando le donne non contavano nulla, governò un intero regno, combatté contro gli invasori aragonesi, unì quasi tutta l'isola sotto un'unica bandiera e scrisse un codice di leggi così avanzato, così moderno, così rivoluzionario che rimase in vigore per 435 anni. Il suo nome? Eleonora d'Arborea, la giudicessa, la regina guerriera, la legislatrice illuminata, la donna che fece tremare l'Aragona e che ancora oggi, nel 2026, è il simbolo vivente dell'orgoglio sardo. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se anche tu sei orgoglioso di essere sardo e vuoi conoscere la storia della nostra regina più grande, lascia un like e iscriviti al canale. Questa è una storia che merita di essere raccontata. Per capire chi era Eleonora dobbiamo tornare indietro. Siamo nel 1300. La Sardegna non era un'isola unita, era divisa in 4 stati autonomi, 4 piccoli regni chiamati giudicati. Torres a nord, Gallura a nord-est, Cagliari a sud e Arborea al centro-ovest. 4 entità indipendenti, ognuna con le proprie leggi, il proprio governo, la propria identità. Erano veri e propri stati sovrani. I giudici, così si chiamavano i sovrani sardi, governavano con l'aiuto della corona dei Logu, un'assemblea di notabili. Una forma di governo avanzatissimo per l'epoca, una sorta di democrazia rappresentativa ante litteram. Ma nel 1297 accade qualcosa che avrebbe cambiato per sempre il destino della Sardegna. Il Papa Bonifacio VIII decise di regalare, sì, hai capito bene, regalare la Sardegna e la Corsica al re d'Aragona Giacomo II come feudo, senza considerare minimamente che quell'isola aveva già 4 stati sovrani con secoli di storia alle spalle. E così inizia l'invasione aragonese. Dal 1323 al 1326 gli spagnoli conquistano militarmente l'isola. Uno dopo l'altro i giudicati cadono. Torres, Gallura, Cagliari, tutti conquistati dagli spagnoli, tutti tranne uno, l'Arborea, l'ultimo bastione della libertà sarda. Ed è qui che entra in scena lei, Eleonora. Eleonora nasce nel 1347 a Molins de Rei, in Catalogna. Esatto, non in Sardegna. La più grande eroina sarda nasce in Spagna, ma la sua famiglia era sarda fino al midollo. Suo padre era Mariano IV d'Arborea, uno dei giudici più potenti e astuti che l'Arborea avesse mai avuto. Un uomo che aveva un sogno, riunire tutta la Sardegna sotto la corona arborense, cacciare gli aragonesi e riportare l'isola sotto il controllo dei sardi. La madre era Timbora di Rocaberti, una nobildonna catalana. Aveva 2 fratelli, Ugone e Beatrice. Quando Eleonora è ancora bambina, la famiglia torna in Sardegna. Cresce a Oristano, nella corte giudicale, in un ambiente colto, raffinato, europeo. Riceve un'educazione straordinaria per una donna dell'epoca. Studia, impara le arti della guerra, della diplomazia, della politica. Suo padre Mariano IV regna dal 1347 al 1376, per 30 anni. Sono decenni di guerre, conquiste, espansione. Mariano è un guerriero, un politico, un visionario, e Eleonora osserva, impara, assorbe ogni sua mossa. Non è solo la guerra che caratterizza questi anni. Nel 1348 arriva la peste bubbonica, la morte nera. L'epidemia colpisce duramente la Sardegna. Le città portuali sono le più colpite. In un solo anno muoiono 6 vescovi, capitani, notai, cancellieri, funzionari, tutti decimati. L'apparato amministrativo crolla. A Cagliari non si estrae più il sale, a Villa di Chiesa non si vendemmia né si raccolgono le olive. La fame si aggiunge alla pestilenza. Durante l'epidemia la famiglia giudicale si rifugia lontano da Oristano. È in questo contesto che una giovanissima Eleonora, all'età di 3 anni, dimostra già una precoce consapevolezza dei suoi diritti di successione. Nel 1376, quando Eleonora ha circa 29 anni, sposa Brancaleone Doria. Non è un matrimonio qualunque. I Doria erano una delle famiglie più potenti del Mediterraneo, controllavano gran parte della Sardegna nord-occidentale, Castelsardo, Monteleone, Casteldoria. Questo matrimonio è un colpo da maestro politico.
Unisce due delle più grandi potenze sarde contro l'invasore aragonese. Eleonora si trasferisce a Castel Genovese, l'attuale Castelsardo, e lì nascono i suoi due figli, Federico e Mariano. Una vita apparentemente tranquilla da nobildonna, ma il destino aveva altri piani per lei. Se questa storia ti sta coinvolgendo, lascia un like e iscriviti ora. Raccontare Eleonora significa tenere viva la memoria della Sardegna. 1376 muore Mariano IV, il padre di Eleonora. Il trono passa a suo fratello Ugone III, ma Ugone non è suo padre. È un tiranno, violento, crudele, dispotico. Governa con il terrore. Il popolo lo odia, i nobili lo temono. E nel marzo del 1383 accade l'inevitabile. Ugone III viene assassinato insieme a sua figlia Benedetta in una congiura. Le cause e i mandanti rimangono incerti. Lo storico Zurita suggerisce una vendetta per la crudeltà dello stesso Ugone. La ricerca biografica moderna non esclude l'ipotesi di un coinvolgimento di Eleonora stessa, dato che lei fu la principale beneficiaria dell'evento. Caos totale. Il giudicato da Borea rischia di crollare. Chi succederà al trono? Chi governerà? Diverse fazioni prendono il controllo. Alcuni vogliono istituire un libero comune, altri cercano la protezione di Genova. Ed è qui che Eleonora dimostra di che pasta è fatta. Ha 36 anni, è una donna in un mondo di uomini, è sposata con Brancaleone, ma lui si trova lontano per questioni diplomatiche. Non ha eserciti, non ha alleati immediati, eppure con una mossa audace, clamorosa, rivoluzionaria, Eleonora si autoproclama giudicessa da Borea. Si basa su un antico diritto sardo, quasi dimenticato, secondo cui le donne potevano succedere al trono del padre o del fratello, in assenza di eredi maschi adulti. Nomina se stessa reggente per il figlio minorenne Federico e lo fa eleggere giudice della corona di Lugu. È una mossa geniale, è una mossa rischiosa, è una mossa che cambierà la storia. Il popolo l'acclama. Durante l'arresto di un traditore, la folla grida «Viva donna Eleonora, Messer Branca e suo figlio, e muoia chi vuole la guerra». Il popolo era con lei, l'amavano, la rispettavano, perché Eleonora non era una nobile distaccata, era una di loro. Con abilità politica e militare, nel giro di pochi mesi Eleonora riuscì a ristabilire l'ordine, assicurandosi la fedeltà di tutti i territori che erano appartenuti al fratello ed entrando trionfalmente a Oristano. Ma il re d'Aragona Pietro IV non la prende bene. Una donna che si dichiara sovrana? Inaccettabile, un'offesa per lui. E cosa fa? Nel 1384 prende in ostaggio Brancaleone, il marito di Eleonora, quando questi si trova a Barcellona per questioni diplomatiche. Lo rinchiude nel castello di Castro a Cagliari e manda un messaggio chiarissimo a Eleonora. Arrenditi o tuo marito muore. Consegnami tuo figlio come ostaggio o non rivedrai mai più Brancaleone. Ma Eleonora? Eleonora non cede. Non piega la testa, respinge la proposta e dichiara guerra. Sceglie lo Stato al posto del cuore. È la parte più cruda della sua storia, la più difficile, la più umana. Dal 1383 al 1404 è guerra. Eleonora governa il giudicato della Borea in guerra permanente, spesso silenziosa, contro l'Aragona. Non è una guerra di battaglie clamorose, ma anche se alcune avvengono. È una guerra di diplomazia, di tenute strategiche, di resistenza nei castelli. Eleonora guida le operazioni militari, conquista castelli, assedia città, espande i confini della Borea. E riesce nell'impossibile. Riunisce sotto il suo comando quasi tutta la Sardegna. Il sogno di suo padre sta per realizzarsi. L'isola, per la prima volta nella sua storia, è quasi tutta unita sotto un'unica bandiera sarda, l'albero del radicato, simbolo della Borea. Gli aragonesi tremano, il re Pietro IV non sa più cosa fare. Questa donna, questa giudicessa, sta vincendo. La sua strategia non è solo militare, è psicologica. Dimostrare che la Sardegna può essere una nazione unita, non una colonia. Nel 1387 muore il figlio di Eleonora, il giudice Federico. Un dolore immenso. Ma Eleonora non si ferma. Nomina giudice il figlio più piccolo, Mariano V, e continua la reggenza. Nel gennaio 1388 viene firmata la pace tra la Borea e l'Aragona. È una pace gloriosa per Eleonora. Mantiene quasi tutti i territori conquistati. Ottiene concessioni politiche ed economiche e finalmente nel 1390 il marito Brancaleone viene liberato dopo 7 anni di prigionia. 7 anni. Eleonora ha tenuto duro 7 anni, governando da sola, combattendo da sola, resistendo da sola.
e quando Brancaleone torna, Eleonora si ritira parzialmente dalla politica attiva. Lascia che il marito e il figlio gestiscano le questioni militari, perché lei ha un altro progetto in mente, un progetto che la renderà immortale. Tra il 1389 e il 1392, anche se la tradizione dice il 14 aprile 1392, giorno di Pasqua, Eleonora promulga la Carta dei Logu. E qui comincia la leggenda. La Carta dei Logu non è solo un codice di leggi, è un monumento, è un'opera d'arte giuridica. È la testimonianza che la Sardegna nel 1392 era più avanti di tutta l'Europa. Eleonora parte dal codice scritto da suo padre Mariano IV, lo aggiorna, lo amplia, lo perfeziona. Alla fine il risultato sono 198 capitoli che regolano ogni aspetto della vita civile, penale, rurale, economica del regno. Ma la cosa rivoluzionaria è questa. La Carta dei Logu è scritta in lingua sarda lugudorese, non in latino, non in catalano, non in aragonese, in sardo. Perché? Perché Eleonora voleva che tutti potessero capirla. I contadini, i pastori, i mercanti, gli artigiani. La legge doveva essere accessibile a tutti, non solo ai nobili che sapevano leggere il latino. È il concetto dello Stato di diritto applicato nel 1392, 5 secoli prima delle Costituzioni moderne. E i contenuti? Ascolta bene. La Carta stabilisce l'uguaglianza di fronte alla legge. L'articolo 52 dichiara che l'omicidio di un contadino vale lo stesso risarcimento dell'omicidio di un nobile, 500 lire. Nel Medioevo, quando il sangue blu valeva letteralmente di più, questa è un'eresia. Una dichiarazione che la vita ha valore universale. La Carta tutela le donne con pene severe contro lo stupro. L'articolo prevede che se la vittima accetta di sposare l'aggressore, pratica comune all'epoca per riparare, l'aggressore deve comunque dotarla di una somma ingente. Eleonora garantisce che la donna non sia merce, ma persona giuridica. Prevede il divorzio in caso di violenza domestica, garantisce diritti di eredità, anche se limitati rispetto agli uomini. Protegge le vedove da sfruttamento. Per il 1392, in un'epoca in cui le donne erano fondamentalmente proprietà di padri o mariti, queste norme sono inimmaginabili. 4 delle 10 sezioni della Carta sono dedicate alla protezione delle attività agricole, considerate il fondamento dell'economia arborense. Viene prescritta la recinzione obbligatoria dei campi, vigne e orti con fossati, siepi o muri a secco. Gli incendi dolosi sono considerati tra i crimini più gravi. Viene regolamentata la bruciatura delle stoppie per prevenire disastri. La Carta vieta il taglio indiscriminato di alberi da frutto, regola la transumanza, protegge i boschi. È una coscienza ecologica organizzata nel diritto, 600 anni prima della Dichiarazione di Rio sull'ambiente. La Carta introduce l'obbligo che i contratti siano redditizi per iscritto e sigillati, riducendo frodi e controversie verbali. È la fondazione della certezza del diritto, della tracciabilità documentale. Riduce l'uso di ordalie, prove divine e duelli giudiziari, richiedendo prove documentali e testimonianze. È il seme della procedura moderna, fondata su ragione invece che sul soprannaturale. Articoli specifici proteggono i poveri e i deboli, vietando ai signori di sfruttarli, stabilendo che chi distrugge i campi di un contadino paghi il doppio del danno. È protezione del ceto inferiore, inaudita nel contesto feudale. E la cosa ancora più straordinaria? Nel 1421, quando la Borea cade definitivamente sotto il dominio aragonese, il re Alfonso il Magnanimo, nemico giurato di Eleonora, conferma la Carta dei Logu e la estende a tutta la Sardegna. Anche i nemici riconoscono la grandezza di quest'opera. E la Carta rimane in vigore durante tutto il periodo spagnolo, poi durante quello sabaudo, fino al 16 aprile 1827, quando viene sostituita dal Codice Feliciano di Carlo Felice di Savoia. 435 anni, un codice scritto da una donna nel 1392, ha governato la Sardegna per 435 anni. Nel 2007 l'UNESCO la iscrive nel registro Memory of the World, riconoscendone il valore universale come documento fondamentale per la storia dei diritti umani. Ma come tutte le grandi storie, anche quella di Eleonora ha una fine. Nel 1392 la pace con l'Aragona si rompe di nuovo. Eleonora e Brancaleone vengono condannati a morte come ribelli e spergiuri. È di nuovo guerra. Eleonora continua a governare dal palazzo giudicario oristano, sovrintendendo all'amministrazione del giudicato. Ma il destino è crudele. Una lettera del re Martino d'Aragona, datata 17 novembre 1402, indica che a quella data Brancaleone Doria e il figlio Mariano erano soli al comando della Borea. È altamente probabile che Eleonora sia morta a causa di una nuova ondata di peste,
che colpì la Sardegna nel 1401-1402. Non sappiamo dove morì, non sappiamo dove fu sepolta. Il luogo della sua morte è un mistero che la storia non ha mai risolto. Recentemente è emersa l'ipotesi che i resti di Eleonora giacciono nella cattedrale di Oristano, nella cappella del Battistero, un tempio dedicato a San Bartolomeo. Gli studiosi dell'Istar rilevano che quest'area, nel 1572, sorgeva un altare dedicato a San Bartolomeo, concepito per ospitare i funerali della dinastia Bas Serra. In base agli studi archivistici e agli stemmi ritrovati, sostengono che è assai probabile che lì sia stata sepolta anche Eleonora, proprio accanto ai suoi avi. Ma il fatto che non si sappia dove riposino i suoi resti, in un certo senso, la rende ancora più leggendaria. Eleonora non è morta, è diventata mito, è diventata simbolo, è diventata immortale. Dopo la sua morte, il giudicato da Borea resiste ancora qualche anno, ma senza la sua guida, senza la sua forza, senza la sua visione, crolla. Nel 1409, nella battaglia di San Luri, l'ultimo esercito alborense viene sconfitto dagli aragonesi. È la fine. L'ultimo stato sardo indipendente cessa di esistere. La Sardegna passa definitivamente sotto il controllo straniero e ci resterà per secoli. Ma Eleonora? Eleonora non muore mai veramente. Oggi, nel 2026, Eleonora è ancora viva in Sardegna. La sua statua domina Piazza Eleonora a Oristano dal 1881. Realizzata dallo scultore fiorentino Ulisse Cambi, è stata la prima statua dedicata a una donna in Italia. Prima. Nel 1881 dedicare una statua a una donna era rivoluzionario, ma per i sardi non era strano. Eleonora era ed è la nostra regina. Nel 1981 lo storico Francesco Cesare Casula ha identificato un altorilievo nella chiesa di San Gavino Moreale che ritrae Eleonora, suo padre Mariano IV, suo fratello Gone III e suo marito Brancaleone Doria. Questa scultura, sebbene stilizzata secondo i canoni dell'epoca, offre per la prima volta un volto alla giudicessa. A Oristano, durante la Sartiglia, il famoso carnevale equestre, ogni anno una giovane amazzone veste i panni di Eleonora da Borea, continuando una tradizione che lega il presente al passato glorioso. Vie, scuole, licei portano il suo nome. A Cagliari c'è il liceo classico Eleonora da Borea. Ad Alghero c'è via Eleonora da Borea. In tutta la Sardegna il suo nome risuona. È il simbolo dell'identità sarda, è il simbolo della resistenza, è il simbolo di ciò che i sardi furono e in fondo ancora sono. Un popolo fiero, autonomo, che non si piega. Per i movimenti indipendentisti sardi, Eleonora rappresenta l'ultimo momento in cui la Sardegna fu padrona del proprio destino. L'ultimo momento in cui un governo sardo, con leggi sarde, in lingua sarda, governò l'isola. Ma al di là della politica, al di là delle ideologie, Eleonora resta un esempio universale. Una donna che in un'epoca in cui le donne non contavano nulla, governò un regno per 21 anni, combatté guerre, scrisse leggi che durarono 435 anni. Nel 2019 Bianca Pizzorno ha pubblicato una biografia completa di Eleonora, portandola al pubblico moderno. Nel 2024 Donatella Pau Lewis ha pubblicato Eleonora da Borea, regina guerriera, giurista illuminata e donna. C'è un dettaglio affascinante. Esiste un rapace, il falco Eleonorae, specie mediterranea rara e nobile, che prende il nome direttamente da Eleonora da Borea. Secondo la tradizione, la giudicessa aveva promulgato una norma nella Carta dei Logu per proteggere questo falco dal bracconaggio. È metafora perfetta. Mentre il nome di molte donne medievali svanisce, il nome di Eleonora vola nei cieli europei. Ora, è giusto anche dire questo. Non tutti gli storici concordano sulla figura eroica di Eleonora. Anzi, alcuni studiosi sostengono che Eleonora sia stata una governante rispettabile ma non eccezionale, che la sua fama sia esagerata, che non abbia mai combattuto personalmente in battaglia come Giovanna d'Arco, che la Carta dei Logu fosse in gran parte già esistente, scritta dal padre Mariano IV. Ed è vero, Eleonora ha revisionato e aggiornato il codice paterno, ampliandolo da una base esistente fino a 198 articoli finali. Ed è probabile che a 40 anni non guidasse personalmente le cariche di cavalleria. Ma sai cosa? Questo non toglie nulla alla sua grandezza, perché governare un regno in guerra per 21 anni, resistere al ricatto del re Dragona per 7 anni mentre il marito era prigioniero, unire quasi tutta la Sardegna, promulgare un codice di leggi che durò 435 anni, tutto questo resta straordinario. Carlo Cattaneo la celebrò come la figura più splendida di donna che abbiano le storie italiane, un complimento che testimonia quanto fosse eccezionale per la sua epoca. La verità è che Eleonora è diventata mito perché i sardi avevano bisogno di un mito. Avevano bisogno di un simbolo di libertà, di autonomia, di identità. E se anche la storia reale fosse meno epica della leggenda,
cosa peraltro tutta da dimostrare, Eleonora resta l'unica figura del passato sardo che ha superato i confini dell'isola ed è diventata simbolo di un sogno, un'isola unita sotto un'unica dinastia locale, libera da tributi e sfruttamento di sovrani stranieri. Eleonora incarnò proprio questo sogno di indipendenza sarda, e questo vale più di 1000 battaglie. Eccoci alla fine di questo viaggio nella vita di Eleonora d'Arborea, la donna che avrebbe potuto cambiare per sempre il destino della Sardegna. Se questo video ti ha emozionato o almeno interessato, lascia un like per onorare la memoria della nostra regina. Iscriviti al canale per scoprire altre storie dei grandi sardi che hanno fatto la storia. Condividi questo video. Tutti i sardi dovrebbero conoscere questa storia. E ora dimmi, conoscevi già la storia di Eleonora d'Arborea? Cosa ti ha colpito di più della sua vita? Pensi che meriti di essere considerata un'eroina nazionale o la sua figura è stata mitizzata troppo? Sei mai stato alla Sartiglia di Oristano a vedere la rappresentazione della giudicessa? Scrivi nei commenti, voglio sapere cosa ne pensi. Grazie di cuore per aver seguito questo video fino alla fine. So che è stato lungo, ma la storia di Eleonora meritava di essere raccontata. Perché Eleonora non è solo storia, è identità, è orgoglio. È la dimostrazione che i sardi quando vogliono, quando si uniscono, quando credono in qualcosa, possono fare cose straordinarie. E questa è una lezione che vale anche oggi, nel 2026. Continua a seguire l'Isola in Forma per altre grandi storie di sardi che hanno cambiato la storia. Un abbraccio forte a te e stammi bene. Ciao. C'è una donna nella nostra storia, il cui nome da sola basta evocare orgoglio, resistenza e un segno di libertà mai del tutto spento. Una donna che nel Medioevo, quando le donne non contavano nulla, governò un intero regno, combatté contro gli invasori aragonesi, unì quasi tutta l'isola sotto un'unica bandiera e scrisse un codice di leggi così avanzato, così moderno, così rivoluzionario che rimase in vigore per 435 anni. Il suo nome? Eleonora d'Arborea, la giudicessa, la regina guerriera, la legislatrice illuminata, la donna che fece tremare l'Aragona e che ancora oggi, nel 2026, è il simbolo vivente dell'orgoglio sardo. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se anche tu sei orgoglioso di essere sardo e vuoi conoscere la storia della nostra regina più grande, lascia un like e iscriviti al canale. Questa è una storia che merita di essere raccontata. Per capire chi era Eleonora dobbiamo tornare indietro. Siamo nel 1300. La Sardegna non era un'isola unita, era divisa in 4 stati autonomi, 4 piccoli regni chiamati giudicati. Torres a nord, Gallura a nord-est, Cagliari a sud e Arborea al centro-ovest. 4 entità indipendenti, ognuna con le proprie leggi, il proprio governo, la propria identità. Erano veri e propri stati sovrani. I giudici, così si chiamavano i sovrani sardi, governavano con l'aiuto della corona dei Logu, un'assemblea di notabili. Una forma di governo avanzatissimo per l'epoca, una sorta di democrazia rappresentativa ante litteram. Ma nel 1297 accade qualcosa che avrebbe cambiato per sempre il destino della Sardegna. Il Papa Bonifacio VIII decise di regalare, sì, hai capito bene, regalare la Sardegna e la Corsica al re d'Aragona Giacomo II come feudo, senza considerare minimamente che quell'isola aveva già 4 stati sovrani con secoli di storia alle spalle. E così inizia l'invasione aragonese. Dal 1323 al 1326 gli spagnoli conquistano militarmente l'isola. Uno dopo l'altro i giudicati cadono. Torres, Gallura, Cagliari, tutti conquistati dagli spagnoli, tutti tranne uno, l'Arborea, l'ultimo bastione della libertà sarda. Ed è qui che entra in scena lei, Eleonora. Eleonora nasce nel 1347 a Molins de Rei, in Catalogna. Esatto, non in Sardegna. La più grande eroina sarda nasce in Spagna, ma la sua famiglia era sarda fino al midollo. Suo padre era Mariano IV d'Arborea, uno dei giudici più potenti e astuti che l'Arborea avesse mai avuto. Un uomo che aveva un sogno, riunire tutta la Sardegna sotto la corona arborense, cacciare gli aragonesi e riportare l'isola sotto il controllo dei sardi. La madre era Timbora di Rocaberti, una nobildonna catalana. Aveva 2 fratelli, Ugone e Beatrice. Quando Eleonora è ancora bambina, la famiglia torna in Sardegna. Cresce a Oristano, nella corte giudicale, in un ambiente colto, raffinato, europeo. Riceve un'educazione straordinaria per una donna dell'epoca. Studia, impara le arti della guerra, della diplomazia, della politica. Suo padre Mariano IV regna dal 1347 al 1376,
per 30 anni. Sono decenni di guerre, conquiste, espansione. Mariano è un guerriero, un politico, un visionario, e Eleonora osserva, impara, assorbe ogni sua mossa. Non è solo la guerra che caratterizza questi anni. Nel 1348 arriva la peste bubbonica, la morte nera. L'epidemia colpisce duramente la Sardegna. Le città portuali sono le più colpite. In un solo anno muoiono 6 vescovi, capitani, notai, cancellieri, funzionari, tutti decimati. L'apparato amministrativo crolla. A Cagliari non si estrae più il sale, a Villa di Chiesa non si vendemmia né si raccolgono le olive. La fame si aggiunge alla pestilenza. Durante l'epidemia la famiglia giudicale si rifugia lontano da Oristano. È in questo contesto che una giovanissima Eleonora, all'età di 3 anni, dimostra già una precoce consapevolezza dei suoi diritti di successione. Nel 1376, quando Eleonora ha circa 29 anni, sposa Brancaleone Doria. Non è un matrimonio qualunque. I Doria erano una delle famiglie più potenti del Mediterraneo, controllavano gran parte della Sardegna nord-occidentale, Castelsardo, Monteleone, Casteldoria. Questo matrimonio è un colpo da maestro politico. Unisce 2 delle più grandi potenze sarde contro l'invasore aragonese. Eleonora si trasferisce a Castelgenovese, l'attuale Castelsardo, e lì nascono i suoi 2 figli, Federico e Mariano. Una vita apparentemente tranquilla da nobildonna, ma il destino aveva altri piani per lei. Se questa storia ti sta coinvolgendo, lascia un like e iscriviti ora. Raccontare Eleonora significa tenere viva la memoria della Sardegna. 1376 muore Mariano IV, il padre di Eleonora. Il trono passa a suo fratello Ugone III, ma Ugone non è suo padre. È un tiranno, violento, crudele, dispotico. Governa con il terrore. Il popolo lo odia, i nobili lo temono. E nel marzo del 1383 accade l'inevitabile. Ugone III viene assassinato insieme a sua figlia Benedetta in una congiura. Le cause e i mandanti rimangono incerti. Lo storico Zurita suggerisce una vendetta per la crudeltà dello stesso Ugone. La ricerca biografica moderna non esclude l'ipotesi di un coinvolgimento di Eleonora stessa, dato che lei fu la principale beneficiaria dell'evento. Caos totale, il giudicato da Borea rischia di crollare. Chi succederà al trono? Chi governerà? Diverse fazioni prendono il controllo. Alcuni vogliono istituire un libero comune, altri cercano la protezione di Genova. Ed è qui che Eleonora dimostra di che pasta è fatta. Ha 36 anni, è una donna in un mondo di uomini, è sposata con Brancaleone, ma lui si trova lontano per questioni diplomatiche. Non ha eserciti, non ha alleati immediati, eppure con una mossa audace, clamorosa, rivoluzionaria, Eleonora si autoproclama giudicessa da Borea. Si basa su un antico diritto sardo, quasi dimenticato, secondo cui le donne potevano succedere al trono del padre o del fratello in assenza di eredi maschi adulti. Nomina se stessa reggente per il figlio minorenne Federico e lo fa eleggere giudice della corona di Lugo. È una mossa geniale, è una mossa rischiosa, è una mossa che cambierà la storia. Il popolo l'acclama. Durante l'arresto di un traditore, la folla grida «Viva Donna Eleonora, Messer Branca e suo figlio, e muoia chi vuole la guerra». Il popolo era con lei, l'amavano, la rispettavano, perché Eleonora non era una nobile distaccata, era una di loro. Con abilità politica e militare, nel giro di pochi mesi Eleonora riuscì a ristabilire l'ordine, assicurandosi la fedeltà di tutti i territori che erano appartenuti al fratello ed entrando trionfalmente a Oristano. Ma il re d'Aragona Pietro IV non la prende bene. Una donna che si dichiara sovrana? Inaccettabile, un'offesa per lui. E cosa fa? Nel 1384 prende in ostaggio Brancaleone, il marito di Eleonora, quando questi si trova a Barcellona per questioni diplomatiche. Lo rinchiude nel castello di Castro a Cagliari e manda un messaggio chiarissimo a Eleonora. Arrenditi o tuo marito muore. Consegnami tuo figlio come ostaggio o non rivedrai mai più Brancaleone. Ma Eleonora? Eleonora non cede. Non piega la testa, respinge la proposta e dichiara guerra. Sceglie lo Stato al posto del cuore. È la parte più cruda della sua storia, la più difficile, la più umana. Dal 1383 al 1404 è guerra. Eleonora governa il giudicato di Alborea in guerra permanente, spesso silenziosa, contro l'Aragona. Non è una guerra di battaglie clamorose, ma anche se alcune avvengono. È una guerra di diplomazia, di tenute strategiche, di resistenza nei castelli. Eleonora guida le operazioni militari,
conquista castelli, assedia città, espande i confini della Borea e riesce nell'impossibile. Riunisce sotto il suo comando quasi tutta la Sardegna. Il sogno di suo padre sta per realizzarsi. L'isola, per la prima volta nella sua storia, è quasi tutta unita sotto un'unica bandiera sarda, l'albero del radicato, simbolo della Borea. Le aragonesi tremano, il re Pietro IV non sa più cosa fare. Questa donna, questa giudicessa, sta vincendo. La sua strategia non è solo militare, è psicologica. Dimostrare che la Sardegna può essere una nazione unita, non una colonia. Nel 1387 muore il figlio di Eleonora, il giudice Federico. Un dolore immenso. Ma Eleonora non si ferma. Nomina giudice il figlio più piccolo, Mariano V, e continua la reggenza. Nel gennaio 1388 viene firmata la pace tra la Borea e l'Aragona. È una pace gloriosa per Eleonora. Mantiene quasi tutti i territori conquistati. Ottiene concessioni politiche ed economiche e finalmente nel